Machen wir weiter, andiamo avanti, sta per cominciare il secondo tempo di questo lungo film stagionale, il tempo di ricaricare i popcorn, di afferrare la bibita giusta e si riparte verso quella che è la lunga galoppata, la lunga cavalcata che ci condurrà fino all'epilogo, al lungo epilogo di questo campionato di Serie C Girone B. Buon pomeriggio dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, la voce che vi giunge nelle vostre case attraverso la tenda TV, attraverso la pagina ufficiale del calcio femminile Permac Vittorio Veneto e in streaming su www.latendatv.it è quella di Paolo Pappagallo. Ringrazio subito in regia Federico Campodall'Orto con l'assistenza di Davide Parpinello e per le riprese ovviamente il nostro Stefano Modolo. 14ª giornata del Girone B di Serie C. Questo scontro che vede le Tose cominciare, ripartire dopo quelli che sono stati i 2 stop consecutivi. Vi abbiamo proposto la partita di domenica scorsa contro la Triestina, il KO interno, il secondo stagionale per le Tose di mister Massimo Zoni, che hanno concluso all'8° posto questa prima parte di stagione, una stagione che sta regalando momenti diciamo alti e bassi, dei picchi che rappresentano poi quello che è il momento di crescita da parte della formazione rossoblù. L'abbiamo detto più volte anche nelle scorse occasioni, quasi completamente rinnovata, alcune senatrici, il gruppo storico della primavera trapiantato di fatto in prima squadra, quindi possiamo parlare di un bilancio sino a questo momento piuttosto positivo, anche se nelle ultime due domeniche sono arrivate altrettanti stop. Sono arrivati al cospetto della capolista Cortefranca, sicuramente la vera regina di questo campionato che sta ammazzando la concorrenza, e tra l'altro vedremo anche insomma quelli che sono gli altri match della giornata che propongono uno scontro molto interessante proprio tra il Cortefranca primo in classifica e il Trento che segue a 4 punti, ma dobbiamo concentrarci sul cammino delle rossoblù che dopo la sconfitta anche di domenica scorsa con la Triestina devono cercare di ripartire nel modo migliore. L'avversario oggi non è assolutamente dei più semplici perché le ragazze rossoblù affronteranno il Brixen terzo in classifica, formazione altoatesina che può contare su una nidiata di prospetti molto interessanti cresciuti tra le fila biancocelesti della formazione della provincia di Bolzano, una squadra che è molto molto giovane. Vedremo anche che questo è il confronto tra due delle formazioni più giovani dell'intero girone B di Serie C. È però necessario cercare di buttare letteralmente il cuore oltre l'ostacolo, di andare oltre quello che può essere il pronostico sulla carta di questo match e cercare di impensierire una formazione, quella guidata da Marco Castellaneta, che è reduce da ben 9 risultati utili consecutivi. È stata l'unica compagine a riuscire a fermare il Cortefranca, a non concedere i 3 punti alla formazione guidata da Roberto Salterio che domina appunto il campionato, e vedremo quest'oggi come cercherà di intervenire fisicamente con quelle che sono le sue caratteristiche fisiche ma anche molto tecniche per contrastare la formazione rossoblù. Stanno per entrare le squadre in campo, quindi direi di cedere la linea alla regia di Federico Campodall'Orto. Noi ci sentiamo tra pochi istanti per quello che è il match di questa 14ª giornata, abbiamo detto, del Girone B di Serie C, di fronte Permac Vittorio Veneto e Brixen Obi. Eccoci di nuovo collegati dal cuore, dal miocardio della città della vittoria, stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, questo match della 14ª giornata prima del girone di ritorno tra il Permac Vittorio Veneto e il Brixen Obi. Ancora buon pomeriggio da parte di Paolo Pappagallo con Federico Campodall'Orto e Davide Parpinello in regia e le immagini di Stefano Modolo. Abbiamo detto partita molto interessante tra due squadre giovani, partita soprattutto che deve segnare quello che è il tentativo delle Tose, delle quali stiamo vedendo le maglie in spogliatoio nel prepartita, immagini che ci permettono di entrare nel cuore, nel vivo di quella che è la zona rossa, nel senso ovviamente di intimità per quanto riguarda la formazione di mister Massimo Zoni, che deve cercare di ritrovare smalto, deve cercare di riacquistare quella concretezza, anche un po' quella spensieratezza che fino a questo momento avevano reso protagonista questa nuova nidiata del sodalizio di Via della Rabosa.
Tra pochissimo vedremo anche le formazioni di quest'oggi. Dicevamo, queste due squadre rappresentano quello che è un nuovo corso a tutti gli effetti, si apprestano in questo momento a entrare in campo agli ordini del direttore di gara di questo match, che è il signor Cosimo Papi di Prato, assistito da Marco Giovanni Liotto di Mestre e Greta Pasquesi di Rovigo. Ci sarà anche un momento molto importante perché omaggeremo la memoria di Giuseppe Casagrande, che è stato per tantissimi anni il patron di questa squadra. Tra pochi giorni, anzi domani per la precisione, per l'esattezza, ricorre il primo anniversario della sua scomparsa e quindi ci sarà questo momento sicuramente molto toccante dedicato alla sua memoria. Le squadre stanno sfilando per l'ingresso in campo, ne approfittiamo allora per vedere le formazioni di questo Permac Viterbo Brixen. Partiamo dalle ospiti che schierano in ordine numerico con il numero 1 Sonja Graus, col numero 2 Nadine Dorfman, col 3 Evi Kersdorfer, col 4 Sonja Kim, col 5 Manuela Ladstetter, col 6 Greta Oberhuber, col 7 Valentina Abler, con l'8 Annalena Santin, con il 9 Stefanie Reiner, col 10 Anna Bilak, il capitano, e con l'11 Flutura Maloku. Risponde la formazione rosso-blu con quello che dovrebbe essere tra l'altro il modulo speculare rispetto alle altoatesine, quindi 4-4-2 da una parte e dall'altra. La formazione di mister Massimo Zoni, che dovrebbe schierare, anzi schiera sicuramente in quest'ordine, Alice Bonassi in porta, però prima di proseguire ovviamente ci fermiamo anche noi per omaggiare la memoria di Giuseppe Casagrande. E questo è il pensiero che arriva direttamente da questo luogo magico per i colori rosso-blu, per la storia rosso-blu e per uno dei protagonisti che davvero ha fatto grande il Permac, questo sodalizio che si avvia ormai al 40° anno di età, sarà festeggiato il prossimo anno nel 2022. Vediamo allora la formazione anche rosso-blu con un 4-4-2, abbiamo detto, Alice Bonassi tra i pali, linea difensiva con Lua da Ross e Monica Furlan esterne, Giada Tomasi e Carlotta Martinis sono i due centrali. A centrocampo Carlotta Gava e Karin Mantoani sulle fasce con Laura Tomasella e Sofia Bigaran in posizione centrale. Le due punte sono Ilaria Mella e Gaia Sovilla. Possiamo dire che è un modulo inedito per la formazione di mister Massimo Zoni, che nelle ultime domeniche sta provando quindi a sperimentare nuove soluzioni. Ha utilizzato molto spesso il 4-2-3-1, ma ora sta provando appunto alcune soluzioni alternative che possano magari condurre nuovamente le Tose a ritrovare quella che insomma è la forma che ci auguriamo possano riconquistare quanto prima. Gaia Sovilla sul pallone, il Permac attaccherà da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione con la classica divisa rosso-blu, calzoncini e pantaloncini rossi. La formazione invece altoatesina con maglia bianca, calzoncini celesti e calzettoni bianchi. Da una parte abbiamo detto mister Massimo Zoni, dall'altra Marco Castellaneta, che è tornato quest'anno a allenare la formazione bolzanina dopo un anno sabbatico e dopo aver condotto quella che è la formazione sicuramente una delle maggiori rappresentanti per quanto riguarda la regione altoatesina in campionati sia di Serie B che di Serie C. Vedremo dunque questo confronto. Permac ottavo in classifica alla fine del girone d'andata, scavalcato proprio sul finale dalla Triestina, con cui ha ceduto la formazione rossoblu domenica scorsa proprio qui alla Paolo Barison. In settimana c'è stato anche il recupero del match tra Unterlandamen e Oristano, valido per la sesta giornata di campionato, recuperato anche in questo caso in terra altoatesina. L'altra formazione ovviamente rappresentante del Sud Tirolo è l'Unterlandamen, che ha vinto 4-1 contro le sarde, di fatto superando proprio al photo finish in classifica la formazione di Vittorio Veneto, che ora prova subito ad attaccare il pallone in profondità, allontana però Ladstetter, anzi lo tocca a breve distanza. Il tocco è per Kim, pallone in verticale, provano subito a dialogare le giocatrici ospiti col lancio in avanti a cercare Anna Bilak, che però è in posizione di fuorigioco. Grande attenzione per il capitano della formazione brissinese, che oltre a essere una delle maggiori realizzatrici di questa squadra è anche sicuramente una delle più carismatiche e delle più tecniche, quindi tutti gli ingredienti sicuramente che contraddistinguono quello che è stato fino in questo momento l'ottimo campionato da parte delle ragazze di mister Castellaneta. Lancio in avanti di Tomasi,
a cercare Mella, colpo di testa in anticipo, poi prolunga Kim, pallone nella zona di Tomasella che tocca ancora per Mella. Sulla tre quarti un po' corto il pallone per Carlotta Gava, che quest'oggi gioca in una posizione leggermente più avanzata rispetto a quella sulla quale siamo abituati a osservarla. C'è anche il ritorno dal primo minuto di Luna Daros, una vittoriese doc, per cercare di dare consistenza sulla fascia mancina, anzi sulla fascia destra del fronte difensivo rossoblu. Duello qui tra Santin e Tomasella, l'ultimo tocco è stato della giocatrice altoatesina, rimessa laterale, anzi della giocatrice rossoblu. Abbiamo detto due squadre molto giovani, ma pensate, insomma, lo ricordiamo spesso perché è un modo anche per omaggiare davvero la grande longevità, la grande qualità di Laura Tomasella, classe 1981. È l'unica giocatrice degli anni 80 in campo quest'oggi, perché da una parte abbiamo il Permac che ha 21,2 anni di media, è la terza squadra più giovane dell'intero campionato, ma pensate, il Brixen con 19,7 anni di media è ancora più giovane ed è la seconda compagine assolutamente di grande prospetto, mentre la più giovane in assoluto per la verità è l'Oristano, che addirittura si ferma poco sopra i 18 anni, quindi davvero grande prospettiva per queste compagini. Però sicuramente il Brixen con il terzo posto in classifica sta dimostrando di poter competere subito per grandi obiettivi. Attenzione alla formazione rossoblu che manovra ora con Gaia Sovilla, pressata da Ladstetter, pallone indietro per Tomasi, in verticale per Mantoani che prova a saltare un'avversaria, pensa anche alla conclusione. Idea interessante da parte del capitano rossoblu, autore di 2 degli ultimi gol stagionali della formazione di mister Massimo Zoni insieme a Giada Tomasi. L'ultimo gol è arrivato 130 minuti fa contro il Cortefranca, poi c'è stato appunto il digiuno contro la Triestina. Le ragazze rossoblu ci hanno provato comunque, hanno avuto un'occasione anche limpida nel secondo tempo con Ilaria Mella, col salvataggio sulla linea in quell'occasione da parte di Elena Virgili. Vedremo oggi questa variazione tattica se potrà aumentare il peso offensivo da parte delle ragazze vittoriesi. Prova però a premere il Brixen, pallone interessante in verticale per lo scatto di Maloku. Maloku può andare in area di rigore, pallone basso per il tocco tentato da Rainer, ha cercato la deviazione volante, allontana poi Daros. Gava prova a alleggerire e triangola con Laura Tomasella, ancora Gava, pallone lanciato in verticale per Ilaria Mella, c'è l'intervento in anticipo da parte di Manuela Ladstetter. Abbiamo detto che il Brixen è davvero una squadra giovanissima, pensate la più vecchia tra le effettive è la classe 94 Barbacovi in panchina in questa partita. Tanto il pallone in qualche modo alzato da Daros, colpo di testa in anticipo, prova a allontanare il Brixen ma nella zona di Tomasella che lo alza a sua volta a campanile, colpo di testa di Kim in anticipo, poi Furlan, una serie di palloni spioventi al limite dell'area di rigore, prova a domarlo Gaia Sovilla, in qualche modo però allontana ancora la formazione ospite, poi Tomasi per Carlotta Gava a duello, interviene anche Bilak in raddoppio, alla fine conquista la rimessa laterale, Bilak nell'occasione aiutata da una compagna di squadra in questo raddoppio mordace ai danni di Carlotta Gava. Rimessa laterale proprio a cercare Bilak, in anticipo Daros, chiede un tocco di mano che non c'è però le giocatrici ospiti, poi Bigaran, ancora duello con Bilak, grande lotta su un fazzoletto di terreno, pallone poi in profondità per Mella che di prima tocca per Gava, ha un po' di spazio, cerca il cross col destro, colpisce in pieno Sonia Kim, rimessa laterale allora affidata al Permac che prova a salire quando sono trascorsi i primi 5 minuti e mezzo di gioco del match di questa 14ª giornata del girone B di Serie C tra Permac Vittorio Veneto e Brixen. Pallone per Mella, ancora da Rossa, può pensare al cross, invece cerca di nuovo il dialogo con Mella che tocca il pallone in qualche modo per Carlotta Gava, pallone che potrebbe filtrare, poi colpisce ancora Mella, ora un po' di confusione, alla fine prova a mettere ordine Kim allontanando Martinis, qui un po' la cieca però regala il pallone alla formazione altoatesina che prova con Bilak, ottimo l'anticipo di Giada Tomasi, poi Gava, Tomasella con la punta del piede, duello tra Maloku e Furlan, poi interviene anche Rainer, ora grande lotta su ogni pallone da parte di due squadre che vivono momenti differenti ma hanno dalla loro tanta fisicità e cercheranno sicuramente di esprimerla nel confronto di quest'oggi. Abbiamo detto che il Brixen è reduce addirittura da 9 risultati utili consecutivi
ed è imbattuto in trasferta. Attenzione al pallone verticale per Bilak, Bilak a duello con Tomasi che protegge molto bene, con grande sagacia ed esperienza questo pallone che sfila oltre la linea di fondo. Brixen che non conosce sconfitta sino a questo momento dal 25 di ottobre, la sconfitta al KO interno contro il Trento. Da quella data in poi le ragazze di Marco Castellaneta hanno conquistato 5 vittorie e 4 pareggi e soprattutto hanno conservato l'imbattibilità esterna. Come dicevamo in apertura, sono le uniche a non aver concesso i 3 punti al Cortefranca e questo è sicuramente un dato importante. Prova ancora a manovrare la formazione altoatesina, pallone per Bilak, in anticipo già da Tomasi, prova Carlotta Gava a lanciarsi nel seguimento del pallone, trova la deviazione da parte della numero 3, si tratta di Evi Kersdorfer, rimessa laterale allora affidata a Luna da Ross. Il Permac dopo il febbraio sicuramente ricco di soddisfazioni con 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e un pareggio, ha avuto per la prima volta insomma questo doppio stop tra la sfida col Cortefranca e quello con la Triestina e deve ritrovare un pochino di autostima, ma è normale dopo 2 piccoli passaggi a vuoto, è una formazione sempre molto giovane che può contare su senatrici di grandi qualità e su una Nidiata che ha fatto vedere davvero tante cose buone fin qui. Prova ancora a gestire il pallone intanto Rainer, all'indietro per Sonja Kim che si stacca dalla propria posizione di centrale di difesa e serve Kersdorfer in verticale per Bilak, subito ringhia su di lei Luna da Ross, pallone impreciso per Maloccu, poi Tommasella cerca di domarlo e lo tocca per Gava, lancio di Luna da Ross, pallone spizzato da Kim, in anticipo ci sono comunque le giocatrici altoatesine, poi ringhia il piccolo pitbull, il piccolo mastino Carlotta Gava. Alla fine comunque il pallone riparte da Sonja Graus quando siamo quasi al 10° minuto di questo primo tempo, 0-0, ma abbiamo visto subito sprazzi di grande carica agonistica da una parte e dall'altra. Sicuramente per le tose questo è un test anche dal punto di vista dell'approccio, della mentalità, perché i dati, abbiamo detto, depongono certamente a favore del Brixen, che rispetto alle rossoblù ha 8 punti in più in classifica, ma ha questa fiducia davvero che è sembrata crescere di partita in partita. Intanto Monica Furlan su Maloccu, duello che stiamo vedendo spesso già in questi primi minuti. Mantoani all'indietro per Martinis, poi Bonassi che alza la testa, vede Carlotta Gava libera e prova a servirla, colpo di testa in anticipo però ancora Kim, poi il pallone aperto per Kersdorfer che col mancino prova a lanciare Rainer, in anticipo già Tomasi che può alleggerire per Alice Bonassi, protagonista di un'ottima stagione sin qui, come peraltro Chiara Daronc quando è stata chiamata in causa. Fiore all'occhiello per quanto riguarda l'estremo difensore in maglia 25 rossoblù, i 2 calci di rigore parati, uno proprio nel match d'andata in casa del Brixen e poi l'altro in occasione del pareggio preziosissimo conquistato sul campo del Venezia in quello che è uno dei derby per definizione in questo campionato, che sicuramente ne propone tanti e che contraddistingueranno anche quello che è ovviamente la marcia da qui al finale di stagione. Attenzione perché abbiamo detto una giornata molto interessante per le posizioni che contano, perché andremo anche a vedere le novità dal match tra Tentro e Cortefranca, ma attenzione al pallone verticale per Bilak con Da Rossi in anticipo, che allora può sbrogliare la matassa. Gava, bello il velo qui con cui elude l'intervento avversario, pallone poi in avanti, anticipata però Ilaria Mella. Osserviamo allora Santin che prova ad alzare il baricentro, pallone in orizzontale impreciso per Rainer, ottimo l'anticipo di Laura Tommasella, poi Mantoani apre a sinistra per Monica Furlan, Martinis, qui pallone però per Kim che attende rinforzi e trova ancora Santin che può salire, pallone che però non può arrivare neanche in questo caso a Rainer per l'ottima opposizione da parte della difesa rossoblù. Attenzione però il tocco un po' corto qui per Bonassi, ha rischiato qualcosa Carlotta Martinis, se l'è cavata il portiere in completo verde della formazione di casa. Abbiamo detto para rigori in questa stagione, ma rigori che sono stati croce delizia per i ragazzi di mister Massimo Zoni, che ne hanno falliti 2, ininfluenti col senno di poi contro Cortefranca, Portogruaro e Cortefranca nell'ordine. Però abbiamo detto 11 metri che hanno fatto la differenza in un modo e nell'altro
per quanto riguarda le ragazze rossoblù. Abbiamo detto Trento Cortefranca è indubitabilmente il big match di questa 14ª giornata, ultima chiamata per la formazione trentina, che è staccata di 4 punti proprio dalla formazione di Roberto Salterio, sinora dominatrice assoluta del girone. Attenzione però a Kim, pallone in area di rigore per Rainer, Rainer prova la conclusione, manca l'impatto col pallone. C'è allora sicura Alice Bonassi. Nel frattempo vediamo anche un aggiornamento un po' a sorpresa, ovviamente è riduttivo esprimerci in modo ampio, ma le Torri sono in vantaggio per 1-0 sull'Isera e questo è il risultato da tenere d'occhio perché la formazione di Torri di Quartesolo sinora ha conquistato un solo punto in classifica e quindi potrebbe chissà riaprirsi anche la lotta in fondo. Sinora occupate le due posizioni critiche da Le Torri e Spal a quota 4 e 6 punti rispettivamente, ma l'Isera a quota 8. Come il Porto Gruaro, ovviamente qualora arrivasse per la formazione veneziana almeno un punto dal match in casa della Spal. Quindi due partite davvero molto importanti sia per la zona promozione che per la lotta salvezza e le seguiremo da vicino per quelli che sono i temi del campionato. Intanto ancora un batti e ribatti qui tra le due formazioni, pallone nella zona di Giada Tomasi che può scambiare con Carlotta Martinis. Tomasella ancora per Martinis che prova il lancio in avanti, pallone un po' lungo per Sovilla che potrebbe approfittare anche di un rimpallo, il pallone però in qualche modo arriva nella disponibilità di Sonia Graus. Abbiamo detto che le ragazze altoatesine sono, come spesso capita per formazioni così rappresentative di una peculiare realtà territoriale, sono praticamente tutte cresciute in casa e hanno nel palmarès anche la vittoria nel campionato provinciale Under 13 contro tutte formazioni maschili. Il coach di quella squadra era proprio Marco Castellaneta, l'attuale allenatore della prima squadra del Brixen, che ora prova ancora a manovrare, pallone in area di rigore col petto. Martinis molto bene, poi Mantoani, attenzione però all'anticipo da parte di Ober-Huber, pallone ancora in area di rigore, attenzione, un po' di spazio per il Brixen, Bilac, l'intervento e poi Bonassi, ma che intervento qui di Luna da Ros, che ha salvato con un grande tempismo la possibile deviazione di Anna Bilac e questo è un bellissimo gesto tecnico e atletico da parte della numero 21 di Casa Permac. Brixen che ora prova a premere, prova a incunearsi soprattutto sulla destra, molto cercata Rainer. È un 4-4-2 che in realtà assomiglia molto a un 4-3-3, quello della formazione brissinese, con Maloku molto larga, Rainer centrale e Bilac che spesso parte da sinistra cercando di accentrarsi. Qui intervento falloso da parte della numero 7 Valentina Abler ai danni di Karin Mantoani. Calcio di punizione allora per il Permac, vediamo se c'è la possibilità, anzi già battuto in area di rigore con il capitano rossoblu che prova ancora a difendere il pallone, affrontata da Dorfman, prova a mettere il traversone, pallone che colpisce la numero 2 biancoceleste, rimessa laterale allora in zona offensiva, quasi un corner per le ragazze di mister Massimo Zoni che provano con Monica Furlan, prova ad avvicinarsi anche Ilaria Mella, servita, scambia ancora con Furlan che può mettere il cross in area di rigore, colpisce Maloku, allora Karin Mantoani protegge ancora la rimessa laterale, ancora più vicina, limitrofa alla bandierina del corner sulla fascia mancina. Per quanto riguarda il Permac, ancora Monica Furlan per Mantoani, vince nel contrasto su Kime, il calcio di rigore interessante, Gava, manca il pallone, poi in qualche modo allontana la difesa del Brixen, ma qui per poco non c'è arrivata. La numero 3, attenzione ancora al pallone vivo, in area di rigore per Sovilla, con la punta del piede, Ober-Huber, calcio d'angolo allora per il Permac, che è il primo corner del match, ma bella occasione qui per le rossoblù. Carlotta Gava forse appena in ritardo sul traversone sul secondo palo, ma è stata brava anche Ober-Huber a opporsi. Seguiamo questa azione allora, primo corner del match, va da destra e con il destro Karin Mantoani, pallone al centro, un po' lungo sul secondo palo, non ci può arrivare nessuno, prova comunque Sofia Bigaran, generosa, a lanciarsi nella lotta con Dorfman. Rimangono a terra le due giocatrici, uno scontro fortuito ma evidentemente piuttosto impattante e quindi sono costretti a entrare in campo i sanitari, o meglio il sanitario della formazione rossoblù. Ne approfittiamo anche per ricordare alcuni dati interessanti per quanto riguarda
i precedenti tra queste due squadre che si affrontano per la quinta volta nella loro storia, uno scontro che si è ripetuto a cavallo tra Serie Cadetta e Serie C tra il 2017-2018 e la stagione 2018-2019. Nella stagione 17-18, quella che ha visto la riforma dei campionati di Serie B, ha visto i 4 gironi ridotti a una singola graduatoria, con le prime 3 in qualche modo salve per poter partecipare a questo nuovo formato e le successive dal quarto al 16° posto retrocesse automaticamente in Serie C. Si sono affrontate appunto in quella stagione Permac e Brixen, peraltro stagione conclusa dal Permac al 4° posto dietro Pro San Bonifacio, Fortitudo Mozzecani e Castelvecchio, un solo punto in quell'occasione a determinare la retrocessione delle rossoblù nella 3ª divisione del calcio femminile italiano. Comunque doppia vittoria del Brixen, anzi del Permac nella stagione 2017-18, un doppio 3-0 qui al Paolo Barison, firmato Margherita Zanon, Adriana De Martin e Carlotta Modolo, peraltro al primo gol in carriera, e un successo anche sempre delle rossoblù in terra altoatesina con la tripletta dell'indimenticata bomber Natascia Piai. Poi nella stagione successiva in Serie C invece vittoria a colpo esterno del Permac sul campo, sullo Jugendort di Bressanone, con i gol di Tommasella, De Martini e la doppietta di Piai, che hanno risposto alla doppietta invece di Stockner per il 4-2 finale del Permac. Permac però sconfitto alla penultima giornata in casa per la doppietta ancora di Stockner e il gol di Bilak, a cui hanno risposto solo parzialmente le reti di Piai e Mella. Peraltro in quell'occasione i giochi erano fatti per quanto riguardava il matematico primo posto della Riozzese, poi promossa, anche se ricordiamo che alla fine della stagione il Permac è stato ripescato in Serie B. Nel frattempo il gioco è ripreso con le protagoniste che sembrano essersi ristabilite. Dunque ancora in attacco la formazione rossoblù quando siamo nel corso ormai del 19° minuto, sempre 0-0 tra Vittorio Veneto e Brixen, partita sinora molto equilibrata, un'occasione da una parte e dall'altra, o meglio potenziale, con l'ottimo intervento di Luna da Ross su Bilak, dall'altra parte l'ottimo intervento anche di Ladstetter, anzi di Ober in anticipo su Carlotta Gava. Lotta ancora a centrocampo, Kim su Bigaran, poi esce Martinis, pallone per Kim, prova a innescare la corsa di Flutura Maloku, in anticipo però Monica Furlan, allora il rinvio non perfetto di Alice Bonassi. Flutura Maloku che è a quota 3 gol stagionali e 2 li ha realizzati proprio nella gara d'andata, che ha visto la formazione di Marco Castellaneta vincere 2-1 in rimonta. C'è stata la marcatura iniziale di Ilaria Mella, un calcio di punizione beffardo dopo pochi minuti. Nella ripresa, in soli 10 minuti, la doppietta di Maloku. Attenzione però Rainer, prova a penetrare in alto di rigore, il pallone sulla traversa. Attenzione, allontana poi Gava e qui grande occasione, il montante colto dal Brixen con una grande conclusione da parte di Stefani Rainer. Attenzione ancora le brissinesi, forse ha toccato anche Alice Bonassi, allora in quel caso possiamo parlare di grande parata, non abbiamo la possibilità di rivedere l'azione, ma in ogni caso Brixen davvero molto molto vicino alla rete del vantaggio al minuto 20 con questa conclusione di grande potenza da parte di Stefani Rainer, da posizione anche abbastanza defilata. Se c'è stato l'intervento di Bonassi possiamo parlare veramente di grandissima parata. In ogni caso grande attenzione in questo caso col Permac che prova a innescare in avanti Gaia Sovilla, l'anticipo da parte di Ober. Si riparte quindi da dietro con le centrali difensive altoatesine, con Kerschdorfer che scambia ancora sulla fascia mancina, poi riparte da Ladstetter. Che pericolo qui per le ragazze rossoblù, è arrivato inaspettato quasi questo legno colpito da Stefani Rainer. Nel frattempo aggiornamento anche da Spal Portogruaro, abbiamo detto l'altra partita di maggiore interesse di questo turno, 1-0 per la Spal. Allora attenzione perché potrebbe clamorosamente riaprire ancora di più la lotta salvezza, anche per l'effetto del momentaneo, molto momentaneo, perché siamo a metà del primo tempo praticamente su tutti i campi. Comunque il successo delle Torri contro l'Isera, che sarà la prossima avversaria delle Tose domenica prossima in terra trentina.
Rimaniamo però su questo match con duello tra le due numero 3, poi il pallone in avanti per lo scatto di Rainer, l'uscita di Alice Bonassi ben protetta dalla guardia di Carlotta Martinis. Permac che, dobbiamo dire, sta giocando bene, sta rispondendo colpo su colpo. È arrivato improvviso l'episodio che poteva cambiare l'inerzia di questo primo tempo con la grande botta di Stefanie Rainer, che peraltro è la miglior marcatrice della formazione di mister Castellaneta con 9 marcature stagionali. Segue Anna Bilac a 8, attenzione al pallone in profondità proprio per Bilac. Ora tanti lanci lunghi cercati, c'è l'uscita in anticipo di Alice Bonassi su cui ha fatto scudo Luna da Rossa. Anna Bilac che oltre ad essere il capitano ha un'importanza davvero storica all'interno dell'organigramma della formazione bolzanina, allenatrice anche dell'Under 11, nonché classe 98, ma già punto di riferimento davvero sul campo e fuori da molti anni. Ma abbiamo detto in apertura, il Brixen è la seconda formazione più giovane del campionato, con i suoi 19,7 anni di età, 21,2 gli anni del Permac, che è la terza più giovane. Vince la palma di meglio gioventù, possiamo definirla così, del girone B di Serie C, l'Oristano, con appena 18,3 anni come età media. La formazione sarda, che peraltro è in un momento di sofferenza in campionato dopo aver cominciato molto bene questa stagione, dopo essersi tolta il lusso anche di battere il Permac nello scontro sardo, ma nelle ultime giornate sta soffrendo qualche sconfitta di troppo e rischia di trovarsi di nuovo invischiata nell'imbuto della zona retrocessione. Attenzione al Permac che ora prova con Sovilla, pallone per Gava però impreciso, poi Tomasella in due tempi riesce a controllare la sfera e alleggerire per Alice Bonassi. Ora prova a aumentare il baricentro la formazione bianco-celeste ospite. Tomasella vince il duello con Kim, pallone per Mantoani. Bigaran aveva provato ad aprire per Furlan, in qualche modo però il pallone ancora tra i piedi delle rossoblu, lancio in avanti di Da Rossa, anticipo di Ladstetter. Prova a mettere tranquillità alla propria manovra. La formazione brissinese sale al piccolo trotto. La numero 3. Poi attenzione ancora a Tomasella, c'è stata una carica irregolare da parte in questo caso di Laura Tomasella. Calcio di punizione allora. Pochi fischi dobbiamo dire da parte dell'arbitro, che è il signor Cosimo Papi della sezione di Prato, coadiuvato da la signora Pasquesi di Rovigo e il signor Liotto di Mestre. Prova a ripartire ancora il Brixen, pallone per Kirchdorfer, in avanti, attenzione Santin, prova a innescare Bilac che vince un rimpallo, si ritrova il pallone sul destro, conclusione che non trova con sufficiente potenza e precisione l'angolino alla sinistra di Bonassi, che può quindi disinnescare questa occasione. Diciamo che è il secondo tiro complessivo del Brixen, ma il primo è stato decisamente interessante col il grande montante colpito da Stefanie Rainer pochi minuti fa. Tanto palla riconquistata nuovamente dalle ragazze di mister Castellaneta, che ora provano a alzare la posta in gioco, alzare i ritmi, alzare anche il coefficiente di pericolosità dalle parti della retaguardia rossoblù. Prova a mettere ordine Santin, pallone però impreciso in avanti, poi Rainer viene a riconquistarlo con grande fisicità. Tocco in verticale, attenzione, pallone per Maloku che scatta in posizione regolare, Maloku la conclusione, pallone largo e qui sorpresa la difesa rossoblù che non ha visto il taglio di Flutura. Maloku servita molto bene questo pallone da sinistra verso destra, imprecisa per fortuna della retaguardia rossoblù, la conclusione della numero 11 di casa Brixen. E allora deve stare in guardia la formazione di mister Massimo Zoni da questi tentativi da parte delle ospiti, che cominciano a rendersi pericolose con maggiore continuità dalle parti di Alice Bonassi. Martinis prova a lanciare per Mantoani, pallone però lungo, allora si spiegano il centrale difensivo rossoblù e il capitano Made in Friuli della formazione vittoriese,
Messa laterale, allora riparte il Brixen che non forza i ritmi, ma sicuramente sta creando delle giocate interessanti per quelle che di fatto, ormai possiamo dirlo, sono le 3 punte. Malocco a destra, Rainer al centro e Bilak a sinistra. È un 4-4-2 che sembra decisamente più 4-3-3. Attaccano sempre con tutti e tre gli effettivi dei ragazzi di mister Marco Castellaneta. Qui Mantuani non si fa saltare, Bigaran, pallone impreciso, rilanciato in avanti in una zona dove Monica Furlan può mettere un po' di ordine. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gioco, 0-0 tra Permac Vittorio Veneto e Brixen, questo match della 14ª giornata del girone B di Serie C. Brixen pericoloso in un paio di occasioni, soprattutto con la traversa colpita da Rainer. Attenzione al rinvio qui di Bonassi, brava Carlotta Gava a strappare il pallone a Kirchdorfer, poi Mantoani e Furlan. Bigaran non può arrivare su questo pallone, ci arriva Kim. Ancora Kim, tocco in orizzontale per Dorfman, ancora Kim. Cercare il colpo di testa alla sponda di Abler, in anticipo Martinis, ancora Abler però, vede il corridoio per Rainer, attenzione a Rainer in area di rigore, può provare la conclusione, ancora colpisce in pieno già da Tomasi, allora calcio d'angolo per il Brixen, ci ha provato ancora Stefani Rainer con questa conclusione. È il primo corner del match per quanto riguarda la formazione brissinese, che è una formazione che sicuramente si fa notare anche per elevazione, quindi grande attenzione qui da parte delle sentinelle rossoblù, delle guardiane del faro, presieduto da Alice Bonassi, chiamato allo schema per questo corner da destra, pallone a cercare la direzione di Kim, che riesce a toccare la sfera ma non a mettere in difficoltà Alice Bonassi che la branca. Pallone alzato a campanile da Tommasella, colpo di testa di Kirchdorfer, anzi Ladstetter. Poi prova a dosarlo, a domarlo Abler, che lancia a cercare Bilak. Attenzione perché pallone mancato di testa qui da Luna da Rossa. Allora Bilak può andare in 1 contro 1 all'altezza del vertice sinistro con Tomasi, che però non si fa pregare nell'esprimere tutte le proprie qualità in fase di marcatura. Alla fine l'ultimo tocco proprio di Anna Bilak. Allora rimessa laterale in zona difensiva con Luna da Rossa, la sponda di Gava, nella zona però di Kirchdorfer, poi Tommasella di conquistare il pallone, anticipata su Villa che però ringhia e strappa bene il pallone in questo caso. Pallone per Mella, anticipata Karim Mantoani poi che qui riesce a tornare all'inseguimento del pallone francobollata da Dorfman. Salta però la numero 2 del Brixen, ancora sgomitate. Alla fine in qualche modo riesce a uscire Oberhuber con pulizia e allora prova a trasformare l'azione da difensiva a offensiva. Ancora Oberhuber, spazio per lei, a contrasto Martinis, poi Rainer, può provare l'anticipo e la conclusione col sinistro, palla che veleggia non lontanissima dall'incrocio dei pali. Bonassi sembrava poter controllare con sicurezza la sfera, o meglio non sembrava particolarmente impensierita, la conclusione si è persa un metro e mezzo oltre l'incrocio dei pali della porta difesa da Alice Bonassi. Ora le tose devono provare a alzare i ritmi, provare a alzare soprattutto la qualità della costruzione per cercare di rispondere in termini di pericolosità. Comunque dobbiamo dire che le ragazze di mister Massimo Zoni stanno tenendo bene il campo, devono innescare un po' di più l'attacco. Per il momento Mella e Sovilla cercate ma con poca precisione. Intanto pallone ancora allontanato nella zona di Bilak che prova a uscire da una selva di gambe rosse-blu e a servire Santin a duello con Tomasi. Allontana però da Rossa, colpisce Bilak, ancora da Rossa in seconda battuta nella zona di Kirchdorfer che alleggerisce, impressiona anche Ilaria Mella in questa fase. Rainer viene a prendere il pallone lontanissima dalla propria zona di competenza, poi esce bene qui la formazione di mister Castellaneta con Abler, brava qui Laura Tommasella a strappare il pallone dal tentativo di ficcante da parte di Kim, poi in qualche modo col ginocchio su Villa. Mantoani, bella l'apertura qui per Carlotta Gava che allora può andare ad abbrancare questo pallone a duello con l'altra numero 3, va a terra Gava, non ravvisa nulla però il direttore di gara. Qui duello molto fisico tra le due numero 3, tra Carlotta Gava e Evi Kirchdorfer, nulla però secondo il direttore di gara.
Peraltro non ha opposto alcuna obiezione il suo collaboratore, il signor Liotto di Mestre. L'arbitro, ricordiamo, è il signor Papi della sezione di Prato, che fino a questo momento ha fischiato poco, possiamo dire, in tanti duelli molto rustici delle zone nevralgiche del campo. Attenzione però alla Brixen, che prova ancora a salire, qui forse disturbata anche dalla traiettoria dell'arbitro Kim. L'apertura per Bilak vede la sovrapposizione di Maloku. L'anticipo, ancora una volta, ineccepibile da parte di Giada Tomasi, e allora si ripartirà da Alice Bonassi. 32 i minuti di gioco, 0-0 tra Vittorio Veneto e Brixen. Tose che, dopo aver rischiato qualcosa, stanno provando a ricompattarsi per cercare di creare qualcosa di pericoloso. Ha avuto una buona occasione Gava, che è stata anticipata molto bene 5 minuti fa in area di rigore dall'intervento di Robert Huber. Poi di fatto non sono arrivati veri tiri, vere conclusioni verso lo specchio della porta di Sonia Graus, però il movimento comincia a farsi sapido lungo quelle che sono le ali offensive della formazione di mister Massimo Zoni. Ora pallone per Mella. Tomasella cerca il lancio sulla fascia mancina per Karim Antoani, l'anticipo di Dorfman, poi spazza con una certa foga Ladstetter. Pallone difeso anche in qualche modo, è ancora in campo, almeno per qualche istante. Qui ha provato generosa Abler a mantenerlo all'interno del rettangolo di gioco. Tomasella, l'ultimo uomo è Giada Tomasi. Daros, pallone per Gava, solito duello con Kirchdorfer, qui prova ad andare via in bello stile Carlotta Gava. Kirchdorfer non la molla e in qualche modo riesce a avere la meglio. Tanti duelli davvero rusticani, abbiamo detto, quello tra Gava e Kirchdorfer e tra Bilak e Daros. Attenzione alla palla aperta però per Santin, che ha campo sulla sinistra, può pensare al cross in area di rigore, si sganciano Moloko e Rainer, prova il cross col mancino, colpisce Giada Tomasi, chiede l'intervento con la mano che il direttore di gara però non ravvisa, e alla fine si riparte con la rimessa dal fondo affidata ancora a Alice Bonassi. Nel frattempo il vantaggio anche del Venezia contro la Triestina. Match interessante tra la formazione comunque in lotta per il terzo posto e magari per rubare qualche briciola almeno da Trento e Cortefranca, che per ora sono pappate il menù completo di questo campionato, per quella che è l'unica posizione che conta davvero, quella che regalerebbe la promozione nella serie cadetta 2021-2022. Per il momento 0-0 nel big match tra le prime due della classe, appunto tra Trento e Cortefranca. Nel frattempo si riparte da Alice Bonassi, che va col destro, pallone però nella zona di Kim in anticipo, poi Tomasella, poi Abler, ancora Abler che prova a sganciarsi, prova a rientrare, cerca addirittura la conclusione che esce in bello stile dal destro, ma non con sufficiente precisione per impensierire Alice Bonassi. Allora già ripartita la formazione di mister Massimo Zoni, ora cerca di abbassare il ritmo per cercare di gestire meglio la palla. Quando preme la formazione di mister Castellaneta sembra in grado di creare qualche pericolo in più, quindi giustamente le Tose provano a metterla sulla calma, attendiste ma non troppo, il giusto per cercare perlomeno di studiare le contromosse necessarie a colpire verso la porta di Sonia Graus. Qui rimessa laterale all'altezza dei 25 metri per Luna Daros, che allora chiede il movimento delle compagne. Ci sono Gava e Sovilla nelle vicinanze, scelta la numero 18 bellunese, che prova a difendere il pallone alle sue spalle a Kim, un mastino fino a qui. Messa laterale ancora per le Tose, stavolta Luna Daros lascia l'incombenza a Carlotta Gava. Vediamo se cercheranno di confezionare occasioni per mettere il pallone in area di rigore. Rimessa lunga di Gava per Mella, che aggancia bene, poi libera in qualche modo la Stetter. Tomasi al limite dell'area di rigore, proiezione offensiva, pallone scodellato che filtra in qualche modo tra una selva di gambe. C'è l'uscita di Graus, pallone messo quasi con l'esterno qui da Giada Tomasi. Imperioso il suo stacco dalla mattonella difensiva per cercare di aggiungere peso
alla fase offensiva rossoblù. Peraltro stiamo entrando in quelli che sono, anzi siamo già entrati negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Una statistica interessante relativa al Permac Vittorio Veneto di quest'anno è che la formazione di mister Massimo Zoni segna molto negli ultimi 10 minuti del primo tempo e nei primi 10 giri di lancette della ripresa. Ben 5 gol su 20 in questa stagione sono arrivate proprio nell'ultimo sprazzo dei primi 45 minuti e in apertura di ripresa, segno che la squadra rossoblù non molla fino al duplice fischio, ma spesso sa anche riprendere il bandolo della matassa nella sua forma migliore sin dal primo vagito della ripresa. Qui il pallone verticale di Tomasi. Sovilla non se l'aspettava però il tocco di prima Luna da Ross sul bel pallone in profondità di Giada Tomasi. Stanno provando a affinare l'intesa Gaia Sovilla e Ilaria Mella. Abbiamo detto modulo inedito o quasi per mister Massimo Zoni, questo 4-4-2. Abbiamo visto spesso un 4-2-3-1 per larghi tratti del girone d'andata, anche un 4-4-1-1 di maggior copertura contro il Corte Franca. Esperimento non riuscito, ma solo per la grande qualità tecnica della formazione lombarda, che non a caso sta quasi ammazzando il campionato. Qualora oggi dovesse vincere contro il Trento, di fatto metterebbe qualcosa di più di un'ipoteca sulla promozione in Serie Cadetta del prossimo anno. Ancora Kim ringhia Gaia Sovilla, pallone all'indietro per Kersdorfer, anzi per Oberhuber. Abler, Karim Mantoani, solito duello con Dorfman, sta cominciando a vincerli spesso questi duelli. Lo scoiattolo volante di Sclaunicco ha segnato molti gol anche in bello stile, è la miglior realizzatrice della formazione rossoblù insieme a Deborah Zilli, che quest'oggi non può essere della partita e che noi salutiamo mandando un abbraccio virtuale molto forte. Gava prova a lanciare in avanti per Mella, l'anticipo da parte di Kersdorfer. Rimessa laterale, vediamo se il Permac, che ora sta riconquistando campo, e questa è sicuramente un'ottima notizia, dopo la fase centrale che ha vissuto dei pericoli, soprattutto della traversa colpita da Rainer quasi alla mezz'ora, ma ora le tose sembrano piazzate ancora meglio, sembrano più corte e quindi in grado di impensierire la costruzione del gioco, a volte un po' troppo compassata da parte della formazione di mister Castellaneta, che ora prova a avanzare col tentativo da parte di Oberhuber. Oberhuber cerca lo scatto di Kersdorfer, che si era portato in posizione decisamente offensiva. Luna da Ross, buonissima la sua partita sin qui, ha allontanato il pallone. Poi Tommasella col destro, colpo di testa da parte ancora di Oberhuber. Poi Tomasi nella zona di Mella, colpo di testa qui per Mantoani, ancora scambiano le due. Poi in qualche modo, con un certo affanno, anche Oberhuber alza la sfera a campanile. Colpo di testa ora di Furlan. Attenzione a questi numerosi colpi d'occipite della tre quarti difensiva altoatesina. Allora prova a rimettere ordine Abler, pallone ancora scaricato all'indietro per l'avanzata al piccolo trotto di Oberhuber. C'è poco movimento da parte delle compagne, ma anche perché ora le rossoblù sono davvero piazzate molto molto bene, come in questo caso brava Luna da Ross, che sta prendendo sempre più le misure su Anna Bilak. Poi Kersdorfer, retropassaggio per Sonia Graus, che ha tempo di ragionare. Possesso palla sicuramente, direi nettamente a favore delle ragazze brissinesi, ma abbiamo detto che ora il Permac sembra in grado di disinnescare meglio la manovra avversaria e di imbastire contropiedi che possono diventare interessanti. Qui ancora pallone aperto sulla sinistra per Kersdorfer, cercare Bilak, che ora è costretta a rinculare spesso e volentieri molto lontano per cercare di trasformare il proprio movimento in qualcosa di più efficace. Poi spazio per Santin, pallone in verticale per lo scatto di Maloku, l'uscita sicura di Alice Bonassi, che senza problemi afferra il pallone e cerca di ispirare le compagne per trasformare questi ultimi 4 giri di lancette in qualcosa di produttivo. Dovrebbe esserci anche del recupero, almeno per compensare il minuto e mezzo in cui non si è giocato per lo scontro tra Bigaran e Dorfman, che poi per fortuna si sono riprese senza alcun problema da una parte e dall'altra.
Ricordiamo anche quelle che sono le giocatrici comunque a disposizione dei due mister. Per quanto riguarda il Brixen ci sono in panchina il secondo portiere Holzer, poi Barbacovi, che abbiamo detto è la giocatrice più esperta, appena classe 94, Bauer, Amelie Mulbach, poi Leonie Rieder, Anna Rieder, Treiben Reif e Kemmerer. Attenzione però alla conclusione, tentata da Mantoani, pallone che poteva diventare buono per Mella. In qualche modo è riuscito a opporsi Ladstetter, che poi con la collaborazione di Oberhuber allontana. Dorfman trova un buon corridoio in verticale per Kim. Attenzione a Kim che può andare, possibile 3 contro 3 con Carlotta Martinis che si sgancia molto bene, infatti interviene puntuale. Brava anche Alice Bonassi qui costruire dal basso. Bigaran in posizione inedita per lei, ma è costretta a dare una mano in questa fase sulla destra. Poi in qualche modo Kim riconquista la sfera. Si riparte ancora da Oberhuber che prova a salire, ma vedete marca a zona la formazione di Mister Zoni, e quindi prova a salire ancora senza forzare Oberhuber, pallone verticale. Martinis qui non si fida, preferisce l'intervento in scivolata per anticipare Stefanie Reiner, e allora calcio d'angolo per il Brixen. È il secondo corner della partita per quanto riguarda la formazione altoatesina, il terzo in totale. Giocato poco dalle parti della bandierina, in questo caso dalla parte della signora Greta Pasquesi. Attenzione però, come al solito, ai possibili inserimenti delle torri da parte della formazione ospite. Pallone in area di rigore, a cercare lo scatto da parte, il colpo di testa anzi da parte di Abler, poi la conclusione completamente ciccata da parte di Anna Bilak. Pallone sul fondo, allora 120 secondi ci separano dal duplice fischio di questo primo tempo. Possiamo già fare un primo bilancio. Brixen che alla distanza è uscito e ha creato i maggiori pericoli, soprattutto con la traversa colpita da Stefanie Reiner, la top scorer della formazione sudtirolese. Permac che non ha avuto grossissime occasioni, o meglio non ha sporcato con veemenza i guantoni di Sonia Graus, però ha avuto un paio di inserimenti interessanti e soprattutto si è opposta molto bene col passare dei minuti alle folate offensive da parte delle ospiti. Attenzione qui a Gava che prova ancora a lottare, ma questa volta con la Stetter, pallone al limite della rigore, arretrato per Mantoani che lo può controllare, può cercare di girarsi sulla porta, non trova spazio per la conclusione, allora prova a allargarsi e a sfornare un traversone strozzato sul primo palo. Graus in anticipo su Mella, qui buon lavoro però sull'asse Carlotta Gava. Karin Mantoani non ha trovato il pertugio per provare a liberare il destro, una delle migliori marcatrici stagionali della formazione vittoriese, nonché capitano, sua prima stagione con la fascia al braccio, lei che ha scelto fin dal primo istante di ripartire insieme a Laura Tomasella, a Giada Tomasi, Alice Bonassi, lo zoccolo duro che è ripartito da questa Serie C con la voglia di aiutare le giovani a costruire un progetto ambizioso, un futuro che possa riportare il sodalizio ormai quarantennale di Via della Rabosa a quelli che sono stati i picchi di questi anni. Sicuramente l'affare si è complicato per l'ingresso delle realtà professionistiche maschili nel calcio femminili, però c'è sempre la possibilità di cercare di costruire qualcosa di bello e che renda onore alla città della vittoria e agli anni d'oro della Serie A e della Serie B. Nel frattempo scade il 45esimo, vediamo se ci sarà recupero concesso dal signor Papi di Prato, non vediamo la segnalazione, crediamo ci possa essere almeno un minuto di extra time, almeno 60 secondi. Attenzione qui Martinis riesce a evitare l'intervento di Maloku, poi allontana Bonassi a centrocampo su Villa, buon lavoro qui fisico su Kersdorfer, lancio poi di Tomasi. In anticipo con la punta del piede Ladstetter, vediamo se c'è spazio per l'ultima occasione di questo primo tempo per le Tose, col tacco su Villa per Gava con due giocatrici addosso, poi allontana. Ecco la segnalazione, di fatto siamo già a 20 secondi dal duplice fischio che chiuderà un primo tempo di buona qualità, primo tempo dove la linea Maginot-Rosso-Blu ha retto bene dopo i pericoli della fase centrale alla dura scorza opposta dal Brixen. Ecco che arriva la segnalazione
Da parte del signor Papi di Prato le squadre vanno a bere un tè caldo, finisce 0-0 il primo tempo tra Permac Viterveneto e Brixen. Abbiamo detto le tose sono uscite alla distanza, ma lo hanno fatto bene e si sono opposte in modo coriaceo a una formazione che, ricordiamo, è terza in classifica, reduce da 9 risultati utili consecutivi. Le tose hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno certamente di punti, ma l'autostima si ricostruisce anche da qui, si ricostruisce opponendo i propri cavalli di Frisia nel modo migliore. Noi restituiamo la linea alla regia di Federico Campodall'Orto e ci ritroviamo tra pochi minuti per il secondo tempo di questo Vittorio Veneto Brixen.
Immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Siamo nell'intervallo del match della 14ª giornata tra l'Etose e il Brixen, match che si è concluso sullo 0-0 al termine di questa prima frazione. Occasioni sulla carta migliori per le ragazze di mister Marco Castellaneta, ma l'Etose hanno opposto un'ottima resistenza. Di fatto, dopo la traversa colpita da Stefanie Reiner al 27esimo, le ragazze di mister Massimo Zoni non hanno rischiato nulla e hanno preso misure sempre più convinte e decise nei confronti delle avversarie. Match che apre il girone di ritorno di questo girone B di Serie C. Ovviamente la voce che vi arriva è quella di Paolo Pappagallo. Saluto e ringrazio sempre la regia di Federico Campodall'Orto con Davide Parpinello, e le immagini che sono quelle di Stefano Modolo, per portarvi quello che è il grande calcio femminile, per portarvi quelle che sono le imprese di una squadra che sta cercando di ricominciare nel modo migliore un girone d'andata chiuso all'8° posto, ma con tanti spunti positivi, con tanta crescita da parte delle sue protagoniste. Abbiamo detto più volte, una squadra di fatto nuova di zecca, un gruppo della Juniores, lo scorso anno guidata sempre dal condottiero pordenonese Massimo Zoni. Nel frattempo vi ricordiamo ovviamente quelli che sono i dati per poter contribuire con una donazione, un piccolo importo secondo le vostre possibilità e la vostra generosità, per sostenere quello che è il progetto del nuovo, possiamo dire, calcio femminile Permac Vittorio Veneto, società che il prossimo anno compirà 40 anni d'età, che ha attraversato un 2020 terribile per tutti, ma questi sono giorni particolarmente sentiti. Qui per il sodalizio di Via della Rabosa abbiamo ricordato quest'oggi la memoria del patron Giuseppe Casagrande, scomparso il 22 marzo di un anno fa. Tra pochi giorni ricorderemo anche la memoria di Dino Marcuzzo, consigliere della società rossoblù, e poi tra un mese, quella che è la memoria del direttore generale Giovanni Bolzan. Quindi un progetto con giocatrici giovani, un progetto che in un anno così difficile anche economicamente per tutti, ma anche per gli stadi che continuano a essere chiusi, e quindi c'è bisogno del vostro contributo, se possibile, per aiutare la formazione che, abbiamo detto, festeggerà il prossimo anno 40 anni d'età, che ha conosciuto nella stagione 2015-2016 la gioia della Serie A, una Serie A fortemente sostenuta, fortemente conquistata dalle ragazze all'epoca allenate da Sergio Fattorel, il figlio dell'indimenticato baffo fondatore Franco Fattorel, insieme alla moglie attuale presidente Patrizia Ferro. Poi stagioni in Serie B, la serie cadetta che sarebbe stata la serie di riferimento anche per questa stagione 2020-2021 per l'Etose, che però a seguito dei fatti dello scorso anno hanno scelta dovuta, scelta obbligata, retrocedersi nella categoria inferiore, con una squadra nuova, squadra che abbiamo detto sta comunque ottenendo progressi visibili e costanti che si susseguono, che vanno avanti domenica dopo domenica. Abbiamo detto un primo tempo che ha dimostrato che questa squadra se la può giocare con tutti, anche col Brixen, anche con la formazione altoatesina guidata da mister Marco Castellaneta, che è una forza pregiata di questo campionato, col suo terzo posto, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi e una sola sconfitta, ormai datata 25 ottobre, la terza giornata, sconfitta casalinga con il Trento. Poi lungo il percorso delle brissinesi anche il pareggio di prestigio sul campo della capolista Cortefranca, unica squadra che è riuscita a opporre resistenza, a non concedere i 3 punti, la posta piena alla formazione di mister Roberto Salterio, che guida la classifica imbattuta di questo girone B di Serie C. Abbiamo detto anche che è una giornata cruciale sia per le posizioni di testa che per quelle di coda di questo campionato. Mancano ovviamente tante giornate, perché di fatto dopo questa ce ne saranno altre 11, oltre una decina di giri di boa, però insomma il Cortefranca finora ha dimostrato davvero di concedere molto poco, e qualora dovesse vincere anche contro il Trento metterebbe davvero qualcosa di più di un'ipoteca sulla promozione in Serie B. Per quanto riguarda invece la zona salvezza, attenzione ai risultati delle Torri Fanalino di coda, che sta vincendo 1-0 contro l'Isera, 1-1 invece tra Spal e Portogruaro, col Portogruaro che quindi ha raddrizzato almeno provvisoriamente lo svantaggio iniziale, lotta che però può farsi serrata con le Torri a 4 punti e Portogruaro a 7, le ultime due forze di questo campionato, ma Isera e Spal sono a 8 e Loristano a 10, anche se è fatto nuovamente e pericolosamente risucchiare in quella che è la zona più convulsa
della graduatoria di questo campionato. Squadre che stanno rientrando in campo, perlomeno lo hanno fatto le Tose, delle quali quindi andiamo a rivedere la formazione agli ordini di mister Massimo Zoni. Non ci sembra che ci siano avvicendamenti nello starting X di questa ripresa. Dunque Alice Bonassi tra i pali, linea difensiva con Luna da Rossa e Monica Furlan esterne, Giada Tomasi e Carlotta Martins centrali, poi a centrocampo Carlotta Gava e Karin Mantuani sui rispettivi out di competenza. Zone di metacampo invece affidate a Sofia Bigaran e Laura Tommasella, le chiavi della manovra offensiva. In avanti Ilaria Mella e Gaia Sovilla in questo 4-4-2 inedito di fatto per la formazione rossoblù. Dall'altra parte modulo speculare per le ragazze di Castellaneta con Sonia Graus tra i pali, linea difensiva con Dorfman, Kersdorfer, Kim, Ladstetter, centrocampo Oberuber, Santin e Abler, il tridente di fatto, perché è un 4-4-2 che a volte dà molto l'idea di essere un 4-3-3, formato da Rainer, Maloku e Anna Bilak. Match che è ripreso in questo istante agli ordini del signor Cosimo Papi della sezione AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti Marco Giovanni Liotto di Mestre, attenzione, e Greta Pasquesi di Rovigo. Possibilità per Gaia Sovilla, qui riesce a intervenire Kim in anticipo. Allora sale subito la formazione rossoblù. Abbiamo citato questa statistica in finale di primo tempo. Le ragazze della Città della Vittoria hanno segnato ben 5 gol su 20 tra gli ultimi 10 minuti del primo tempo e i primi 10 della ripresa, quindi una formazione che sa chiudere bene la prima parte di match ma sa anche riaprirla bene. Attenzione qui a Carlotta Gava che prova il cross con Bilak, calcio d'angolo allora per la formazione vittoriese. È il secondo del match per le ragazze di mister Massimo Zoni, ovviamente affidato al destro di Karin Mantoani. Abbiamo detto palle da fermo che spesso hanno rappresentato una risorsa molto importante, 2 gol consecutivi di Giada Tomasi tra Portogruaro e Padova. Attenzione a questo pallone al centro dell'area di rigore, proprio a cercare Tomasi, anticipo di Kim, poi in qualche modo allontana Santin, viene a prendere palla Rainer, duello subito con Laura Tommasella, ancora Mantuani, mette un pallone interessante in area di rigore, palla che sfila per Mella, ma può diventare buona ancora per Gava, la deve mantenere in campo all'altezza del vertice basso di sinistra, è brava però Oberuber qui a intervenire in qualche modo, poi grande lotta tra Furlan e Santini, rimessa laterale affidata al Brixen, che qui ha dovuto difendersi dal pallone ficcante da parte di Karin Mantoani, prima sul calcio d'angolo e poi soprattutto il cross successivo sempre da destra. Martinis con la destra in verticale per il tentativo di Gaia Sovilla, pallone allontanato però nella zona di Tommasella che prova a far proseguire per Sovilla. Ancora in qualche modo allontana Sonia Kim, qui pallone gestibile con tranquillità per Giada Tomasi che è ultimo uomo, allora aspetta la compagna di Ventura Carlotta Martinis, pallone per Karin Mantoani, ancora per Martinis. Si riparte da Alice Bonassi che può uscire e costruire dal basso per Martinis. Bigaran, qui vertici di un ideale rombo, pallone per Mantoani, di prima per Sovilla anticipata, poi Kim, ancora Tomasella però prova a mettere in movimento Sovilla, pallone nella zona di Gava che fa di tutto per cercare di arpionarlo nonostante fosse un pallone spiovente, particolarmente insidioso. Poi Tomasi, Luna da Ross, pallone per Mella anticipata, duello ancora tra Oberuber e Tommasella, brava Martinis a arpionare il pallone, poi Bigaran cerca un tocco di prima complicato, pallone nella zona di Kim, da Ross che sta disputando un'ottima partita, qui forse c'era anche falla ai suoi danni, pallone nella zona allora di Santin che può sganciarsi sulla fascia mancina. Santin a duello con Gava, mette il cross col destro del rigore, la conclusione cercata da Bilak che non crea alcun tipo di pericolo a Alice Bonassi. Dobbiamo dire il piazzamento delle rossoblù che è andato crescendo nel corso del primo tempo dopo l'unica vera occasione altoatesina, quindi il montante colpito da Stefanie Rainer, una conclusione col destro di prepotenza sulla quale non abbiamo potuto rivedere il replay, di conseguenza non possiamo dire con certezza se ci sia stato o meno l'intervento di Bonassi, in ogni caso occasione più limpida del match, ma
le Tose poi hanno risposto davvero colpo su colpo. Ora pallone ancora per Rainer, attenzione, prende campo su Martinis, aspetta lo sgancio da parte di Bilak, vuole invece andare alla conclusione, pallone che rimpalla in qualche modo, qui esce Bonassi. Bilak ha rischiato fortunosamente di trovarsi il pallone tra i piedi qui sul tentativo di Stefani Rainer. Uscita sicura da parte dell'estremo difensore friulano che compone la nutrita pattuglia di giocatrici, di rappresentanti della terra dell'Aquila friulana in maglia rosso-blu, tra cui Capitan Karim Mantovani, ora in possesso del pallone col destro dopo averlo arpionato con sicurezza, con eleganza, averlo scaricato ancora per Alice Bonassi. Primi 5 giri di lancette che se ne sono andati in questo secondo tempo tra Permachitoriano e Brixen. Attenzione qui però al buon break da parte di Abler. Allora Abler può provare a puntare Martinis in area di rigore, ancora Abler, palla che rimane un po' a metà strada, la difende la numero 7, scarica però male all'indietro. Allora Sofia Bigaran ancora fa sportellate e riesce a servire Carlotta Gava. Duello si rinnova con Kersdorfer, pallone però per Luna da Rossa con la destra, ancora per Gava. Gava qui riesce a intervenire in qualche modo, commette però fallo, è intervenuta in ritardo secondo il direttore di gara ai danni di Ladstetter. Calcio di punizione allora per il Brixen, col direttore di gara che va a redarguire il mastino classe 2001 della retroguardia rosso-blu, quest'oggi chiamato a un compito più avanzato, ma non è un segreto la grande utilità da parte delle protagoniste con l'effigie della Mafalda sul petto. Carlotta Gava ne è la dimostrazione, ha giocato da esterno difensivo, da centrocampista laterale, da carriero come nella giornata odierna, ma anche da centrale difensivo, offrendo sempre ottime prestazioni. Qui duello tra Kersdorfer che anzi era Ladstetter per la verità la giocatrice colpita in precedenza. Kersdorfer quindi giustamente si è sganciata con grande corsa sulla fascia mancina, conquistando anche la rimessa laterale. Nessun problema comunque per la giocatrice di mister Marco Castellaneta, colpita involontariamente poco fa da Carlotta Gava. Allora rimessa laterale, quasi un corner corto da sinistra, pallone per Rainer, ancora Rainer, francobollata da Ross, cerca rinforzi, pallone orizzontale per Bilak, Bilak pensa alla conclusione, poi ne ha 3 addosso, trova un corridoio per in area di rigore, ancora pallone per Rainer, anche Malocco alle spalle, prova di nuovo Bilak dalle retrovie a inserirsi, qui palla geniale per il tentativo di futura Malocco. Brixen che è una squadra, non lo scopriamo certo oggi, di grande qualità. L'ultimo tocco qui però era stato di una giocatrice altoatesina, quindi rimessa affidata a Monica Furlan. La classifica dice che questa è una squadra, l'abbiamo detto più volte, che ha conquistato le posizioni nobili offrendo una condizione crescente. Nella partita d'andata per la verità le Tose per buoni tratti avevano controllato la formazione all'epoca di casa, trovando anche il gol del vantaggio dopo 8 giri di lancette con Ilaria Mella su punizione. Proprio Mella ora prova a sgomitare a sinistra, cerca la zona per il cross, poi il tocco di Kim che riesce a evitare il calcio d'angolo. Si consulta il direttore di gara con la propria collaboratrice Pasquesi e comanda la rimessa in gioco. Permac che nella gara d'andata disputata l'11 ottobre, poi c'era stata la lunga sospensione dopo il terzo impegno contro l'Oristano, ma aveva comunque sbloccato il punteggio con Ilaria Mella. Poi nel secondo tempo, attorno al quarto d'ora, la doppietta di Malocco aveva ribaltato l'inizio dell'incontro. Tose anche sfortunate con la traversa piena colpita su punizione dal limite da parte di Laura Tommasella. Nel finale il calcio di rigore parato da Alice Bonassi ai danni di Bilak. Punteggio finale di 2-1 comunque per il Brixen, che da lì probabilmente ha acquisito quell'ulteriore fiducia per poter dare il meglio in questo campionato. I picchi sicuramente sono la vittoria sul campo delle Torri di domenica scorsa, ma anche la cinquina inflitta un altro paio di giornate fa ai danni della Triestina, squadra davvero ottima come che abbiamo visto domenica scorsa qui al Barison. Attenzione però alle Tose che attaccano ancora, all'altezza della bandierina ancora Mantovani che deve difendere il pallone, sgomita addirittura con Malocco, ancora Mantovani di forza, prova la numero 28 con la destra a mettere un pallone che filtra nella di rigore, la allontana con qualche affanno la difesa ospite. Ora le Tose provano a premere, scivola solo per un attimo già Tomasic, poi si rialza col destro, pallone in area di rigore interessante, anticipata al limite Ilaria Mella, poi Kim lo deve allontanare. Ora provano il forcing, ragazzi rossoblu, qui scontro con Giada Tomasi che rimane a terra. L'arbitro deve interrompere il gioco quando si verifica un contatto testa contro testa, perlomeno coinvolto insomma l'occipite
di Giada Tomasi, che però sembra in grado subito di riprendersi, e allora sono trascorsi quasi 10 giri di lancetta nel corso di questa ripresa. 0-0, ma attenzione perché ora il Permac davvero sta provando ad alzare il baricentro, sta provando a dare quel qualcosa in più che potrebbe scrivere un secondo tempo tutto da seguire, molto interessante. C'è bisogno di oliare ancora qualcosina a livello di costruzione offensiva, però una grande maturità espressa dalla giovanissima squadra di casa. Abbiamo detto scontro tra Young Generations, quello di oggi, tra i 19 anni di età media del Brixen e i 21 del Letose, peraltro ovviamente alzata la media dal totem, dall'Highlander, dalla punta di diamante Laura Tommasella. Il lancio di Alice Bonassi, a vuoto Mantoani, ma c'è Gaia Sovilla alle sue spalle, subito la grande pressione ancora da parte di Oberuber, che non la molla un attimo, poi Furlani in qualche modo, duello maschio se si può dire così, rimessa laterale comandata in favore del Brixen, panchina altoatesina che prova a spingere le proprie ragazze per cercare di offrire qualche spunto, qualche pericolo alla Page, degno del montante colpito da Stefani Reiner nel primo tempo. Attenzione però al Permac con Gava, pallone in verticale, Mella va all'inseguimento del pallone, su di lei c'era la Stetter col corpo, poi palla lontana da Graus, colpo di testa di Martinis. Tomasi, il controllo imperfetto, c'è Bilak allora che può servire per Reiner, l'uscita da parte di Alice Bonassi, qui ottima scelta di tempo da parte del portiere in maglia numero 25. Andiamo a dare un'occhiata, anche uno sguardo ai risultati di giornata. Abbiamo detto è un pomeriggio tutto da seguire, sia in testa che in coda. Peraltro ci giunge notizia del rinvio della partita tra Unterland Amen e Padova, quindi non sappiamo esattamente i motivi che hanno generato questo spostamento, ma seguiamo il grande cuore ancora delle Tose. Qui Da Rossa forse falla i suoi danni da parte di Bilak, l'arbitro però non interviene, allora possibilità di ripartenza ancora per le ragazze di Mister Castellaneta, con Santin che alza la testa col destro. C'è Monica Furlani in anticipo, attenzione però, le soffia il pallone Kim, che poi può andare, Kim in area di rigore con la punta del piede, trova il gol del vantaggio. Il Brixen, qui azione anche un po' fortunata da parte delle ospiti, non lo diciamo ovviamente per sciovinismo, ma perché c'è stato questo rimpallo vinto, poi brava, indiscutibilmente Sonia Kim, con la punta del piede quasi in spaccata, a trovare il pertugio per infilare la sfera alle spalle di Alice Bonassi. Cambia il punteggio al 12° del secondo tempo, le Tose sono sotto nel punteggio. Il gol l'ha segnato Sonia Kim. Segnato per il Brixen Sonia Kim. Abbiamo ascoltato anche la segnalazione qui dello stadio da parte del nostro preparatore atletico multitasking, Alice ti ho chiamato, pensa un po', Alex Ciotto, ormai sei di fatto uno di loro, possiamo dirlo a tutti gli effetti. Purtroppo però il punteggio disegna una situazione non rosea al momento, 1-0 per il Brixen che prepotenza con un'azione convulsa, abbiamo detto con un pizzico di fortuna, ma il calcio è anche questo, il calcio è crederci fino alla fine e avere il rimpallo giusto al posto giusto e al momento giusto. Questo è quello che è capitato a Sonia Kim, che si è sganciata dalla propria mattonella, lei che di fatto è il vertice basso del centrocampo della formazione brissinese. Qui ha vinto una serie di rimpalli, una serie di contrasti e poi quasi spaccata con la punta del piede destro è riuscita a ingannare Alice Bonassi, che qui poco poteva fare per rispondere coi propri guantoni. Vediamo però la reazione da parte delle Tose, pallone per Sovilla che riesce a intervenire prima di Lalstetter, all'indietro per Daros che mette il pallone col destro, pallone interessante, Mantoani, ancora però Mella che può intervenire, Mella cerca lo spazio per la conclusione, Mella trova le gambe qui di Dorfman, ma subito risposta con coraggio, con veemenza delle Tose che trovano il terzo calcio d'angolo del loro match e allora vogliono subito reagire, vogliono subito riportare la prua più avanti delle avversarie in questa ideale regata, perlomeno alla pari con quello che sarebbe il punto del pareggio. Allora corner come al solito affidato a Karim Mantoani col destro, salgono Giada Tomasi con Ilaria Mella e Sovilla nell'area di rigore, va col destro, pallone spiovente quasi al centro del dischetto, colpo di testa di Tomasi e con una mano Sonia Graus, grande intervento qui del portiere alto atesino che è riuscito con la mano di richiamo, poi forse è anche caduta male nel tentativo di difendere la sfera, pallone
che Giada Tomasi non ha colpito in modo limpido, ma solo perché ha dovuto inerpicarsi in mezzo a una selva di giocatrici avversarie, pallone comunque che stava diventando davvero pericoloso per lo specchio della porta del Brixen. Sonia Kraus con la mano di richiamo è stata molto brava perché il pallone era insidioso, ricadendo, ha avvertito forse un dolore nella parte lombare della schiena, ma risposta delle Tose che c'è. Si sente la voce forte del popolo rossoblu che idealmente sospinge le sue ragazze a una reazione, a un episodio che abbiamo visto può essere anche fortunato magari da una parte e dall'altra. Dopo che all'11°, anzi al 12°, l'ha sbloccata Sonia Kim per il vantaggio del Brixen, ma subito con Giada Tomasi, la formazione di mister Massimo Zoni sulle palle da fermo, e non sottovalutiamo questa arma anche per il resto della partita, perché Giada Tomasi è già a quota 2 marcature stagionali, Karim Matoani 4 gol e 4 assist, quindi c'è davvero la possibilità. Bisogna crederci, devono farlo prima di tutto le ragazze in campo, e sembrano in grado di farlo con tutto il coraggio, con tutta la forza, con tutta la voglia, come quella che sta esprimendo Luna da Ross, che va a raccogliere il pallone per questa rimessa laterale, per cercare di reimpostare un'azione potenzialmente pericolosa per le rossoblu quando siamo oltre il quarto d'ora di gioco. Da 3 minuti e mezzo il punteggio è cambiato e vede le ospiti in vantaggio. Nel match di questa 14ª giornata, la prima del girone di ritorno del girone B di Serie C. Duello ancora tra Gava e Kim, l'autrice proprio del gol. Nulla di irregolare, ma rimessa laterale in zona offensiva allora per il trottolino della formazione vittoriese. Rimessa ancora lunga a cercare Mella, l'anticipo da parte di Kim, poi Sovilla con la punta del piede ha provato a arpionarlo. Rainer, molto generosa la numero 9, la miglior marcatrice dei ragazzi mister Marco Castellaneta. Poi si riparte ancora dalle centrali difensive della formazione ospite, qui servita Dorfman sulla destra, verticale per Maloku, qui Karim Mantoani insieme a Monica Furlan. Abler però riesce a uscire bene, il pallone in verticale, attenzione, può andare Bilak. Alice Bonassi qui molto brava a attendere quel tempo di gioco in più per evitare magari un rilancio frettoloso, invece per poterlo raccogliere subito e far ripartire con ordine, con dei ragionamenti che possono davvero costruire delle trame interessanti. La formazione di casa, Sovilla viene a prendere il pallone lontano, prova il verticale per Gava qui anticipata, poi in qualche modo palla spazzata, non però incontrollabile per Tomasi, lancio di Tomasella, colpo di testa ancora di Ladstetter, allora Furlan prova a intervenire, prova in qualche modo a toccare per Mantoani, solito duello con Dorfman che allontana, nella zona però di Monica Furlan che prova a rovesciare il pallone all'indietro, non lo mantiene in campo però Karim Mantoani. In questo caso ne approfittiamo anche per ricordare una statistica, o meglio una curiosità che riguarda il cammino delle avversarie delettose nelle ultime giornate, perché per la 6ª volta in stagione, quindi è coinvolto il Brixen anche in questo strano gioco, in questa strana combinazione del destino, l'avversario delle Tose è reduce dalla vittoria nel turno precedente contro le Torri fanalino di coda. Detto che la formazione di Torri di Quartesolo sta vincendo per 1-0 contro l'Isera, risultato a sorpresa possiamo dire fino a questo momento, sicuramente è curioso notare come tutte le formazioni che sono approdate poi allo scontro appunto con le Tose sono arrivate a giocarsela dopo l'iniezione di fiducia data dalla vittoria talvolta con ampio scarto, con largo margine contro l'ultima in classifica, che ha avuto 6 volte in stagione, di cui 4 le ultime 4 consecutive. Tanto pallone per Gava, in qualche modo Bilak, ora Perma che preme però, che prova corto e compatto a spingersi fino alla zona rossa della retroguardia rosso-blu, la zona più impervia sinora, ma anche quella che è pronta a regalare le maggiori soddisfazioni alle ragazze di mister Massimo Zoni. Rimessa per Furlan, Sovilla, carica per Martinis, che indisturbata può dialogare con la propria compagna di reparto Giada Tomasi, che sarà il piccolo trotto. Prova il lancio in avanti, allontana Ladstetter per Rainer, che viene ancora a recuperare il pallone lontanissimo, poi forse anche colpita da Tomasella, ma si prosegue con Santin, che ha un po' di campo, può andare in verticale per Maloku, l'anticipo di Carlotta Martinis, poi Tomasella per Gava, che deve avvedersi della marcatura di Bilak, lancia in avanti, non può venire a prendere il pallone Ilaria Mella, allora il
Brixen prova ancora a ripartire con l'autrice del gol, Sonia Kim, che prova il pallone in verticale, in questo caso un po' pretenzioso per lo scatto di Flutura Maloku. Allora Furlan alleggerisce per Alice Bonassi, ora devono provare a saltare le linee le ragazze rosso-blu, soprattutto per mettere le punte in condizione di colpire ancora verso la porta di Graus. Per ora l'occasione migliore rimane il colpo di testa di Tomasi sul calcio d'angolo di Karim Mantoani, dove c'è stata però un'ottima risposta, sulla quale c'è stata un'ottima risposta da parte di Sonia Graus. Ancora Rainer, che di fatto viene a fare quasi il centrocampista basso per poter giocare più palloni possibili. Vedete, le squadre sono molto molto corte in questa fase, si nota probabilmente anche dal teleschermo come si giochi in non più di 50 metri da una parte e dall'altra, motivo per cui spesso vengono provati dei palloni filtranti proprio per cercare di eludere le linee di pressione da una parte e dall'altra. Sofia Bigaran quasi da playmaker, prova a lancio in avanti, il pallone viene sporcato però, poi Carlotta Gava con generosità trova una barriera però davanti a sé, allora Tomasella con la destro prova a innescare la velocità di Gaia Sovilla, che deve lottare ancora con Ladstetter, che ha la meglio in questo caso, pallone rilanciato in avanti, ancora Tomasella, ora tutte le effettive rossoblu, tranne Alice Bonassi, praticamente oltre il cerchio di centrocampo. Martinis col destro, lancio così così, colpo di testa da parte di Ladstetter, poi Bilak, Abler, ancora tocchi corti da parte delle altoatesine. Santin ha un po' di campo, può provare a salire, non c'è molto movimento però da parte delle compagne, quindi anche lei deve indugiare e servire all'indietro per Dorfman. Può alzarsi allora la pressione da parte delle tose. Oberuber, anche lei un po' di campo, anche lei però è costretta a forzare la giocata perché le ragazze di Mister Castellaneta sono ben controllate ora dalle proprie avversarie. Di fatto quello di Kim è stato davvero un episodio in questi primi 20 minuti della ripresa, è stato però purtroppo per le ragazze vittoriesi l'episodio sino a questo momento decisivo e che vede il Brixen in vantaggio per 1-0. Qui malinteso tra De Rossa e Tommasella, si riparte con rimessa laterale a favore della formazione ospite. Permac, che ha subito con oggi il 7° gol casalingo stagionale, peraltro è una squadra, diciamo, delle top 4 difese per quanto riguarda i gol subiti in casa. Meglio hanno fatto solo Cortefranca, anzi Padova con 2 gol, Cortefranca con 3, Trento e Brixen con 4, quindi al quinto posto come difesa meno battuta, almeno a livello casalingo, c'è il Permac, che ha subito così il 7° gol stagionale. Deve provare ad alzare la media invece in quanto a gol realizzati, 8° attacco del campionato, quello rossoblu. Lancio di Tomasi, qui non può raggiungere la sfera Ilaria Mella. Lancio partito dai piedi di Giada Tomasi, che è sicuramente un nuovo acquisto di fatto per il campionato rossoblu. Lei che ha avuto un 2020 costellato di guai fisici, va anche ricordato come l'infermeria rossoblu sia stata sempre piena. In questo momento ci sono, diciamo, tante giocatrici che stanno cercando di riacquistare la condizione ma che non sono in condizioni perfette, oltre a Deborah Zilli assente quest'oggi e a Francesca Molinaro che ha già terminato purtroppo la propria stagione. Ci sono Elena Govetto che deve appunto ritrovare la condizione dopo una serie di infortuni, l'ultimo alla caviglia. Anche Giulia Trevision non è in perfette condizioni e questo sicuramente impedisce soluzioni ancora più elaborate, anche se Mister Zoni ha sicuramente delle carte molto molto importanti sulle quali può fare affidamento. Ricordiamo anche le panchine, perché fino a questo momento non l'abbiamo fatto. Il Permac ha a disposizione, oltre al secondo portiere Chiara Daronc, anche Arianna Fattorel, Elena Govetto che appunto sta rientrando, Arianna Cartelli, Dalila Canzi, Carlotta Modolo, Alessia Gallina e Giulia Trevisiol. Queste le 8 frecce disponibili all'arco rosso-blu. Per quanto riguarda invece il Brixen ci sono Holzer, Barbacovi, Bauer, Mulbach, Leonie Rieder, Anna Rieder, Treibenreif e Kemmerer. Queste sono invece le possibili scelte in questo secondo tempo. Peraltro nessuna delle due squadre ha effettuato avvicendamenti sinora, ma abbiamo detto queste sono le giocatrici a disposizione da una parte di Mister Massimo Zoni e dall'altra di Mister Marco Castellaneta. Vediamo se c'è del movimento proprio in questa fase, momento
dove il Brixen sta cercando di abbassare i ritmi proprio per impedire alle Tose di prendere coraggio. Lo stavano facendo e anche bene le ragazze rosso-blu. Occasione pericolosa da parte di Giada Tomasi sin qui con la bella parata, l'ottima risposta con la mano di richiamo di Graus. Tanto Furlan allontana il pallone nella zona di Karim Mantoani, che può cercare di andare a duello, pallone poi per Sovilla che lo alza per Mella, prova a lanciarsi all'inseguimento del pallone su Ober. Ancora Mella con generosità riesce a riconquistare il pallone, tocco però un po' corto per Karim Mantoani, non esce bene però il Brixen, e allora le Tose devono prendere coraggio, devono ritrovare la voglia, devono ritrovare ancora di più lo spirito di crederci, perché il tempo c'è, i mezzi ci sono, la fame non manca. E il Brixen abbiamo visto che, pur essendo una formazione assolutamente più che buona, ma questo lo dice la classifica, non lo dobbiamo certo ribadire noi, può subire quando viene pressata con coraggio, così come hanno fatto i rossoblù per buoni tratti di questo secondo tempo, ma anche nella seconda parte del primo tempo, dopo la traversa colpita da Rainer. Si prepara il primo cambio del match, ecco dunque che a muovere le acque ci prova mister Castellaneta, che sta per mandare sul terreno di gioco la numero 15, Amélie Elisa Mulbach. Non è ancora il momento però del cambio, allora lotta qui in un fazzoletto di terreno, dovrebbe uscire da quello che vediamo sulla lavagna e lo appuriamo in questo momento. Flutura Maloku con il numero 11. Vedremo come questo cambio andrà a inficiare, a modificare lo schema tattico del Brixen. Dunque fuori una punta Flutura Maloku, che abbiamo detto ha realizzato 3 gol stagionali sin qui, la doppietta all'andata nel match vinto 2-1 dal Brixen. In campo Amélie Elisa Mulbach. Vediamo se dal 4-4-2 di fatto un 4-3-3 sotto mentite spoglie della formazione brissinese si passa a un modulo un po' più di copertura, perché abbiamo detto che le Tose comunque sembrano in grado di mettere in difficoltà le avversari, ovviamente, le altoatesine quando ripartono. Intanto fallo fischiato a Bigaran, pochi fischi fino a questo momento da parte del signor Papi di Prato, che fa giocare molto, un arbitraggio molto britannico, molto albionico da parte del direttore di gara toscano. Movimento anche sulla panchina rossoblù, soprattutto Carlotta Modola e Enna Govetto sembrano aver intensificato il riscaldamento. Punizione però per Martinis, riesce a prolungare in qualche modo Bigarani, in area di rigore per Sovilla, Sovilla spalle alla porta, si allarga a sinistra, attende il conforto di Karim Mantoani, che però ora è pressata a sua volta da Dorfman, trova lo spazio però col mancino, pallone che filtra, lo allontana in qualche modo Santin, poi Abler, subisce fallo da Monica Furlan, calcio di punizione a favore del Brixen, copione che ormai sembra piuttosto definito, con le altoatesine che stanno facendo tesoro dell'unico episodio del secondo tempo, perché di fatto la conclusione di Kim è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, nonostante il pomeriggio soleggiato con cui Vittorio Veneto, purtroppo in zona rossa come gran parte ovviamente dell'Italia, saluta questo inizio di primavera. C'è la risposta anche tattica di mister Massimo Zoni, il primo cambio, allora è un cambio tra pari ruolo a quanto sembra, perché esce Ilaria Mella, anzi è un doppio cambio, esce Ilaria Mella ed entra Giulia Trevisiolla, questo è il cambio offensivo, cambio però anche nella zona mediana del campo, perché abbandona il terreno di gioco Sofia Bigarana, al suo posto Carlotta Modolo, e allora si riscrive, in questo caso sì, il canovaccio tattico della formazione di mister Massimo Zoni, con Giulia Trevisiolla che quindi proverà in questi ultimi 20 minuti circa, più recupero, a far valere il proprio peso offensivo, e con Carlotta Modolo che quindi andrà a irrobustire il centrocampo. Buona la partita comunque sia di Mella che di Bigaran, che hanno dovuto ovviamente giocarsela come nelle attese contro una formazione che fa delle spalle larghe, delle scapole prorompenti, la propria dote fisica, la propria arma con cui sfoggiare poi anche ottime doti tecniche. Molto tecnica abbiamo visto essere Anna Bilak, ma lo sapevamo, era una delle giocatrici a tenere d'occhio anche Stefani Rainer, che in questo momento è in possesso di palla. Duello con Martinis, forse un intervento col braccio da parte del numero 9, non interviene però né arbitro né collaboratori. C'è il fallo poi della neve entrata Modolo che colpisce Abler. Calcio di punizione allora per il Brixen Sornione, Brixen che sta facendo la sua partita,
Brixen che da un lato però sembra un po' accontentarsi talvolta di questo punteggio. Questo potrebbe essere un motivo in più per le Tose per buttare il cuore oltre l'ostacolo. Mancano meno di 20 minuti al termine di questo Vittorio Veneto. Brixen con la formazione ospite, sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 12° minuto di Kim. Punizione proprio dell'autrice del gol in area di rigore. Prova Rainer a intervenire, allontana poi Tomasi. Ecco il primo pallone giocato da Giulia Trevisiol che scarica per Tomasi. Attenzione proprio a Rainer che rientra, forse anche da fuori gioco. Pallone in area di rigore, al limite anzi dell'area di rigore, poi in qualche modo da un capannello di giocatrici riesce a intervenire Tommasella che va a terra, tutto regolare ancora secondo il direttore di gara con Kersdorfer allora che prova a premere, pallone per Rainer, attenzione posizione regolare, Rainer anzi no, si alza la bandierina tardivamente qui da parte del collaboratore del signor Papi di Prato, parliamo dell'assistente Marco Giovanni Liotto di Mestre, ha alzato la bandierina qui Rainer oltre il penultimo difendente della retroguardia rosso-blu per la precisione nell'occasione già da Tomasi. Allora calcio di punizione, squadre ancora davvero cortissime, lo vediamo, raccolte in un fazzoletto di terreno a centrocampo, una densità davvero a volte esagerata quasi per quelle che sono le fasce centrali del campo, manca un po' di sfogo sulle fasce forse da una parte e dall'altra. Pallone qui in qualche modo che filtra per Abler che prova ancora in verticale, non ci crede qui Rainer che spesso e volentieri ha provato a gettarsi disperatamente su palloni difficilissimi, ma in questo caso troppo anche per lei. Allora si riparte da Alice Bonassi, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco, sempre 1-0 per il Brixen. Giulia Trevisiol qui fischiato il suo intervento, probabilmente appoggiandosi con le mani sulla schiena di Santin. Calcio di punizione, Tose che ora devono provare a fare affidamento anche sui traversoni che possono diventare succosi per Giulia Trevisiol che vuole ritrovare il gol, ma in queste partite davvero ha lottato sempre con il coltello tra i denti contro la retroguardia avversaria, come tutte le protagoniste in campo, ovviamente va detto. Su di lei spesso i compiti da unica punta in quello che è stato per molte partite il 4-2-3-1 di mister Massimo Zoni. Ora il Brixen che prova il break con Dorfman, pallone toccato corto per Santin, attenzione in area di rigore, Abler, la conclusione con una mano, Alice Bonassi tiene in vita il Permac e questa è una grande parata da parte della numero 25 delle Tose, conclusione secca, tagliente da parte di Valentina Abler che è penetrata in area di rigore e ha provato a sorprendere quasi sotto il montante l'estremo difensore rosso-blu che ha risposto presente e che tiene in vita la fame, la speranza, le voglie del Permac Vittorio Veneto. Calcio d'angolo, è il terzo del match anche per il Brixen, conto dei corner in parità. Attenzione allora alla traiettoria che sarà disegnata da Santin dalla bandierina di sinistra, chiama lo schema, pallone nell'area piccola, prova il colpo di testa ancora Abler, pallone che stavolta è osservato con pochi brividi da Alice Bonassi che poco fa ha compiuto un grande intervento per mantenere la propria porta limpida almeno in questi ultimi minuti. Colpito Sonia Kim al 12° minuto, ma nell'occasione abbiamo detto sicuramente brava la numero 4 altoatesina, ma anche un po' fortunata, ci ha creduto ed è stata premiata anche dalla buona sorte, ma ci sta, ribadiamo, è questo il gioco del calcio. Per il resto partita per larghi tratti alla pari tra le due squadre. Attenzione ancora al pallone in verticale, questa volta Bilak in posizione regolare, allontana Bonassi, non può inseguire però la sfera Karin Mantoani, allora si riparte dal fronte difensivo di destra con Nadine Dorfman, un'altra delle giovanissime della formazione brissinese, classe 2002, nidiata davvero d'oro negli ultimi anni, quella della formazione della provincia di Bolzano, insieme a l'Unterlandame nelle rappresentanti più sgargianti, sfavillanti del calcio nella provincia autonoma di Bolzano. Brixen che lo scorso anno ha chiuso il campionato al 4° posto, a sole 5 lunghezze dal Vicenza, poi promosso in Serie B e con 2 punti dietro la coppia Unterlandamen-Brescia. Nell'occasione poi il Brescia ha conquistato il diritto di poter disputare la serie cadetta 2020-2021 così come sta facendo, ma erano evidenti già da
dall'ultimo paio di stagioni i progressi della formazione allenata lo scorso anno da Roberto Genta e quest'anno da Marco Castellaneta, che è tornato sulla panchina altoatesina dopo i 2 anni di regno insieme a Marco Maraner, di fatto un duo a tutti gli effetti con pari poteri e pari diritti sulla panchina delle biancocelesti. Quarto posto lo scorso anno, abbiamo detto, nel girone B di Serie C, con Anna Bilak capocannoniere e con un gruppo di fatto intonso. Nel frattempo il fischio da parte del signor Papi di Como stabilisce il calcio di punizione a favore ancora del Brixen, che prova nuovamente ad abbassare i ritmi, apparentemente pago di questo vantaggio di misura firmato Sonia Kim al 12° del secondo tempo, episodio che per il momento vale 3 punti per la formazione terza in classifica. Tose che ora provano con Sovilla che con ingresso in campo di Trevisiol, lei che era punta insieme a Mella nel 4-4-2, ora di fatto sembra molto più simile al 4-2-3-1 che siamo abituati a conoscere. Attenzione però allo sfondamento di Abler, pallone in area di rigore per Bilak anticipata, poi ancora il Brixen, prova a cercare spazio per la conclusione, Santin, pallone che viene contratto ma può essere giocato ancora da Bilak, su di lei come un francobollo c'è Monica Furlan, che non riesce a vincere questa gara all'insegna della filatelia, anche se c'è qualche lamentela nei confronti dell'assistente rispetto a quest'ultimo tocco presunto da parte della stessa giocatrice di Codogné. Allora rimessa laterale all'altezza della bandierina per il Brixen, che al piccolo trotto cerca di mantenere il possesso del pallone. C'è il movimento per Santini e Oberhuber, servita invece Rainer che viene a prendersi il pallone ancora all'altezza del corner, duella con Martinis, prova a saltarla, pallone che danza all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, poi Sovilla riesce a uscire bene in questo caso, salta anche Kim alle sue spalle, brava la Stetter, dare una mano alla compagna, poi ancora Santin col mancino, dialogo sulla stretta distanza con la Stetter, poi apre sulla sinistra, sorpresa però qui Oberhuber, riesce a intervenire solo per un attimo da Ross, poi è incespicata anche la giocatrice del Brixen, che infatti non può intervenire sul pallone, lo allontana Luna da Ross, lo controlla, lo spizza anzi solo per un istante Giulia Trevisol. Ora il Permac deve evitare di schiacciarsi, deve evitare di offrire al Brixen la possibilità di addormentare questi ultimi 10 minuti di gioco. Arbitro che abbiamo visto continua a non intervenire spesso su questi contatti, partita molto fisica, ma a vedere il numero di fischi del direttore di gara non sembrerebbe. Arbitraggio, abbiamo detto, molto all'insegna del prosecuzione, c'è anche qualche protesta ora che arriva dagli spalti, ma ovviamente l'unico giudice di questo match è il signor Papi di Prato, quindi calcio di punizione a favore del Brixen. Ne approfittiamo per dare un'occhiata, non lo facciamo ormai da un po' di minuti, alla situazione degli altri match, risultati che sembrano cristallizzati, quindi sempre 0-0, secondo perlomeno quelli che sono i parziali che possiamo ottenere da tutto campo, tra le prime due della classe, Trento secondo in classifica, staccato di 4 punti, e Cortefranca capolista, risultato che perlomeno permetterebbe alla formazione trentina di non perdere ulteriore terreno dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Padova. In coda invece continua questo successo a sorpresa del Lettori contro l'Isera, la spalla in vantaggio per 2-1 sul Porto Gruaro, e questo andrebbe a designare la formazione veneziana ufficialmente risucchiata all'interno dell'agone retrocessione, con Lettori che peraltro farebbero un balzo non da poco. Attenzione, ancora un pallone vagante al limite dell'area di rigore, prova Tomasella, poi Sovilla, può mantenere il possesso del pallone, cerca di girarsi, ancora Sovilla, non trova assistenza dalle compagne, ora però prova a premere il Permac, Tomasi, Martinis altissimo come ultimo uomo, prova di prima Mantoani, poi intervento imperfetto di Ladstetter, allora deve lanciarsi all'inseguimento del pallone Dorfman per evitare che scivoli oltre il campo per destinazione. Martinis ancora con Rainer, pallone per Modolo, Modolo per Sovilla, attenzione a Sovilla, può pensare alla conclusione, sceglie la soluzione più complicata per Giulia Trevisiol che non poteva avventarsi su questa sfera. Si riparte allora da Sonia Graus, l'incitamento costante da parte di mister Massimo Zoni, che ci crede, ci deve credere, mancano 6 minuti e mezzo al 90°, più recupero ovviamente da stabilire. Brixen sempre in vantaggio, Tose che dopo l'ottima occasione di Giada Tomasi non sono più riuscite a pungere dalle parti di Sonia Graus, ma
davvero una grande resistenza contro una squadra terza in classifica e con grandi valori, quindi prova assolutamente di grande veemenza da parte delle rossoblù, che ora devono trovare l'episodio per accendere un finale che può diventare incandescente. Martinis ancora prova a salire, c'è spazio per lei, allora pensa al lancio in verticale, lancio su cui interviene la Stetter, poi la punta del piede di Abler. Bilak ha provato a far proseguire per Reiner, pallone ancora per lei, ancora Bilak, in qualche modo ha provato a dialogare con Reiner, ora si cercano molto dopo l'uscita di Flutura Maloku. Di fatto l'hanno diventata Mulbach, l'unico cambio del Brixen ha, come sospettavamo, aumentato la copertura da parte delle sudtirolesi, che ora di fatto giocano davvero con un 4-4-2, con Reiner e Bilak davanti, con Mulbach che quindi gioca nella zona di Luna da Rossa. Rimessa per Mantovani, un cambio per parte, abbiamo detto Mulbach, c'è stato poi l'ingresso nel permac di Carlotta Modolo, ma ci sarà proprio ora il secondo avvicendamento tra le rossoblù. Non prima però di questa azione che seguiamo, pallone per Trevisiol che va a duello con Dorfman. Martinis prova a metterlo giù, Furlan, pallone per Sovilla, occhio a Sovilla che può provare a difendere il pallone, poi Tomasella col mancino, pallone a cercare lo scatto di Darossa e Gava, poi attenzione Sovilla, conclusione contrata. Ora Permac che preme, vediamo se Tomasi riesce ancora una volta a disegnare un tracciante interessante, colpo di testa in anticipo di Dorfman. L'arbitro comanda il cambio, allora 5 minuti, poco meno di 5 minuti, saranno di più in caso di recupero, per Elena Govetto che entra in campo al posto di Gaia Maria Sovilla, che si è data un grande affare, prima da punta, poi da trequartista, per cercare di incunearsi tra le strettissime maglie della difesa sudtirolese. Elena Govetto che rientra dopo 3 settimane di stop, stagione per lei sfortunata per i problemi fisici ma anche ricca di assist, un gol sinora qui in campionato con le torri, ma anche 4 assist per la giocatrice di Santa Maria di Sclaunicco, che ora proverà a imprimere il proprio marchio, il proprio sigillo su questo finale di gara. Pallone ora allontanato in qualche modo dalla retroguardia ospite, Mulbach lascia l'incombenza a Kersdorfer, solito duello con Gava che non molla un centimetro, allora proprio Govetto prova a farsi sentire. Alla fine la rimessa laterale è per il Permac, quindi pressione fruttuosa da parte della numero 9, va Luna da Rossa proprio a cercare Govetto, Govetto di prima per lo scatto di Gava, Kim cerca di proteggere il pallone ma toccandolo dovrà liberarsene, lo cede invece a Carlotta Gava, solito copione con Kersdorfer, va a terra la numero 3, tutto regolare secondo l'arbitro, allora in palleggio. Il Brixen in qualche modo riesce a uscire da una situazione che poteva farsi complicata in quello spicchio di campo. Mulbach per Kersdorfer che allontana, Martinis su Reiner che riesce però con esperienza a toccare il pallone. Poi lancio per lo scatto di Bilak che prova a prendere il tempo a Monica Furlan, Anna Bilak difende il pallone al limite dell'area di rigore, spalle alla porta, non la molla Monica Furlan, ma buono il tocco sulla sinistra per Santin. Martinis, grande intervento qui della numero 15, gran palla anche di Anna Bilak, dobbiamo dirlo, che è riuscita a eludere la sorveglianza, la fotocellula di Monica Furlan e col sinistro ad aprire per Santin. Attenzione però dall'altra parte, pallone irraggiungibile per Trevisiol che va giustamente a disturbare Sonia Graus mentre si prepara il secondo cambio anche tra le file della Brixen, ma tempo che comincia a sgocciolare, 2 minuti e mezzo. Attenzione però al rinvio imperfetto di Graus, può diventare buono per Mantovani. Trevisiol ha provato per Govetto, buona l'idea, è stata brava Ladstetter. Poi Bilak generosa nel mantenere il pallone in campo, Furlan riesce a controllarlo poi per Tomasi. Ormai 2 minuti, 120 secondi più recupero per il forcing finale delle Tose, a caccia almeno di un punto in questo match contro la terza in classifica, contro il Brixen che non perde da ottobre, che non ha mai perso in trasferta, ma il finale può regalare davvero qualcosa. C'è ancora spazio per un happy ending. Colpo di testa di Reiner che finisce in fallo laterale, va Monica Furlan a recuperare rapidamente la sfera. Anche il sole a dare fastidio in questa fase a centrocampo. Poi azione convulsa all'altezza dell'out, rimessa laterale che era stata comandata al Permac, poi decisione cambiata.
tra le proteste generali. A volte qualcosa di incomprensibile in certi anche atteggiamenti, possiamo dire, da parte della direzione di gara. Modolo qui colpita involontariamente, rimane a terra, qui sfortunata perché ha preso una pallonata in pieno volto da Abler. Allora entrano i soccorsi. Vediamo se viene comandato il secondo cambio del match anche per il Brixen, perché si prepara la numero 13 Anna Barbakovi, lo abbiamo detto più volte, appena classe 1994, eppure la giocatrice più esperta dell'intero sodalizio sudtirolese. Può entrare per questo finale sicuramente per cercare di aumentare lo spessore difensivo della squadra di Mister Castellaneta. Sembrerebbero 4 i minuti di recupero, tra poco lo appureremo. Esce Reiner, dunque, come facilmente prevedibile, c'è bisogno di copertura là dietro, c'è bisogno di stringere le maglie, anche se Barbakovi ora sembra accomodarsi più avanti, quindi vedremo se sarà Bilak a decentrarsi, a spostarsi di più sulla destra, e quindi potrebbe chiudere con un 4-4-1-1. Ecco la segnalazione, 4 minuti di recupero da questo momento. Allora, ultimi 240 secondi per le Tose per cercare di cambiare l'inerzia, l'espressione di questo pomeriggio vittoriese. Lancio di Tomasi in verticale a cercare Gava, anticipata, poi pallone nella zona di Bilak che prova il colpo di testa. Tomasella in anticipo, ancora Kirchdorfer che a questo punto sparacchia nella zona della entrata Barbakovi, duello con Tomasi. Pallone che è scivolato oltre la linea dell'out, rimessa laterale però comandata a favore delle giocatrici ospiti, va la stessa Kirchdorfer. 2 cambi a testa, fino adesso però è stata premiata l'intenzionalità del Brixen di addormentare i ritmi. Brixen che, dobbiamo dire, ha giocato sicuramente una buona partita, ma buona anche per le Tose. Nel primo tempo la traversa che sicuramente poteva cambiare il corso del match, ma nel secondo tempo, in una fase in cui le ragazze di Mister Massimo Zoni sembravano in grado di rispondere colpo su colpo, è arrivato l'episodio di Sonia Kim, che per il momento vale i 3 punti per la formazione biancoceleste. Attenzione a Barbakovi che può entrare in area di rigore da sinistra, su di lei Tomasi, ancora Barbakovi che cerca ovviamente di guadagnare qualche secondo, è già scaduto 1 minuto e mezzo. Tose che devono entrare in possesso del pallone quanto prima. Poi Kim, l'autrice del gol, duello con Gava, pallone ancora per Barbakovi, scambio tra le 2 giocatrici ospiti, poi offside però qui di Barbakovi. Calcio di punizione, ma attenzione perché vuole effettuare un altro cambio la panchina del Brixen, quindi da un lato possibilità di neutralizzare sul nascere il forcing finale delle Tose, dall'altra vedremo se l'arbitro concederà i 30 secondi di extra time ulteriori, così come dovrebbe essere in questi casi. Entra sul terreno di gioco Lena Treibenreif col numero 17, esce, mi sembra, Abler, sì, la numero 7, Valentina Abler. Ultimi 2 minuti scarsi per i tentativi delle Tose. Calcio di punizione dopo il fuorigioco di Barbakovi, affidato a Giada Tomasi. Allora saltano e salgono tutti per questa punizione di Giada Tomasi. Si attende però il fischio dell'arbitro che deve comandare la ripresa delle operazioni. Tomasella alza la testa, pensa al lancio col destro, lo effettua, prova a spizzare Govetto, pallone che arriva a Trevisiol. Trevisiol duello con Kim, altezza della bandierina, Kim sporca il pallone. Ottima partita di Sonia Kim, al di là del gol che vale il vantaggio del Brixen. Rimessa a cercare Govetto, pallone però che arriva a Bilak in area di rigore, che poi riesce a aprire per l'altra neoentrata Mulbach, pallone irraggiungibile per Barbakovi. C'è allora Carlotta Martinis che deve accelerare i tempi. Ultimo minuto di gioco, vediamo se sarà 1:30 con il cambio tardivo di Treibenreif. Tomasi alza la testa, prova il lancio in profondità, Mantoani, pallone che sfila, forse non ci ha creduto quell'istante il capitano rossoblu, che può ancora però provare a ispirare le proprie compagne per questo finale. Carlotta Modolo in orizzontale per Tomasella, lancio col destro, pallone proprio a cercare Mantoani, in area di rigore, Mantoani, pallone che arriva a spalle alla porta però all'altezza del vertice di sinistra, chiama il pallone Carlotta Modolo, pallone invece messo in area di rigore, Gava prova ad andare di testa, pallone che rimane lì poi allontanato
dalla difesa altoatesina. Allora ancora Laura Tomasella, il cross troppo però su Sonia Graus, che può far suo il pallone e cercare di addormentare questi ultimi secondi di gara il portiere del Brixen, che ha compiuto un grande intervento a metà secondo tempo anzi nel primo quarto d'ora per la verità del secondo tempo, sul colpo di testa di Giada Tomasi da calcio d'angolo. Palla per l'entrata tra Iben Raif, che sembra vincere il duello con Furlan, che però ci mette l'esperienza, ci mette la voglia, e allora scaduto il quarto di recupero. C'è però ancora qualche secondo per l'ultimo cambio della Brixen. Allora vediamo se provano l'ultima incursione lettose. Modolo non riesce però a trovare Govetto, allora Dorfman prova a gestire il pallone, trova anche Barbacovi che salta a Carlotta Martinis, allora prova a gestire il pallone, Tomasi, l'arbitro consulta il cronometro, vediamo se c'è spazio per l'ultimo lancio, ultimi 10 secondi del match per Laura Tomasella, che deve affrettare i tempi, il pallone in profondità a cercare Trevisioli in anticipo, poi un rimpallo che può favorire la numero 17, allontana la Stetter nella zona di Barbacovi, non c'è però più tempo e si conclude qui il match dello stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Le tose coraggiose, gagliarde, caparbie devono inchinarsi alla Brixen, che con grande cinismo fa suo l'unico vero pericolo del secondo tempo. Sì, c'è stata anche una parata di Bonassi su Abler, ma alla fine Sonia Kim con opportunismo e con un po' di fortuna ha trovato il corridoio giusto al 12° del secondo tempo per infilare la sfera alle spalle di Alice Bonassi e regalare i 3 punti alla formazione di mister Marco Castellaneta. Vince dunque il Brixen, terzo in classifica, che mantiene dunque la propria posizione, anzi in attesa del risultato del Venezia si issa ancora più coriaceo al terzo posto in classifica. Per le tose è la terza sconfitta consecutiva, ma rispetto alla partita di domenica scorsa è una sconfitta che lascia davvero l'amaro in bocca, lascia un sapore acre di fatto avverso al cospetto di una squadra che sicuramente ha vinto con merito, ma ha avuto dalla sua cinismo e fortuna e conquista l'8° successo in campionato. 1-0 dunque. Sentiremo ovviamente nel dopo partita le voci delle protagoniste e dei protagonisti del match, sicuramente mister Massimo Zoni, che ora deve dare morale ancora di più alle sue ragazze, perché una partita come questa lascia qualche rammarico in termini appunto di episodi, come abbiamo detto più volte. Diamo un'occhiata anche ai risultati degli altri campi, dove l'unico finale, anzi abbiamo 2 finali, che sono la vittoria del Venezia contro la Triestina e la vittoria delle Torri contro l'Isera, e questo è il risultato davvero a sorpresa. Un girone di ritorno che promette battaglia, promette scintille, perché là davanti la lotta è aperta tra Cortefranca e Trento, prima e seconda separate da 4 punti. Il Brixen comunque ha dimostrato di poterci stare in questa elite e sicuramente cercherà di rimanere incollato fino all'ultimo alle posizioni nobili, ma attenzione, perché in coda la vittoria delle Torri riscrive tutto. Torri a 4 punti, Portogruaro che a quanto pare sta continuando a perdere 2-1 a Ferrara con la Spal e in questo momento sarebbe penultimo. Poi Isera e Spal proprio un punto sopra la zona retrocessione e Loristano a 10 punti. Rinviata Unterland-Damen-Padova, cercheremo anche di capire meglio cosa è accaduto. Quello che va a referto di questa giornata purtroppo è il terzo KO consecutivo per le tose. C'è la possibilità assolutamente di riprendere quota nel match di domenica prossima, il match in casa dell'Isera, match da non sottovalutare perché l'Isera è terzultimo in classifica, ma nella gara d'andata disputata qui a Vittorio Veneto è riuscito a mettere in difficoltà le tose, che hanno vinto 1-0 grazie anche a una grande partita di Alice Bonassi. Ora però davvero non conta più il metodo, non conta più come far arrivare questi 3 punti, conta che il sorriso delle tose torni a brillare quanto prima per quanto riguarda i destini calcistici della città della vittoria. Ribadisco il finale: Permac Vittorio Veneto 0, Brixen 1, ha deciso il gol di Sonia Kim al 12° del secondo tempo. Io ringrazio per le riprese Stefano Modolo e ovviamente la regia di Federico Campodall'Orto, oltre ovviamente al contributo fondamentale di Davide Parpinello. Appuntamento per quanto riguarda le tose qui dal Paolo Barison di Vittorio Veneto per domenica 11 aprile, terza giornata di ritorno. Le tose affronteranno l'Atletico Oristano. A presto sull'Atena TV, un grazie da parte di Paolo Pappagallo.